Copertina introduttiva per questa nuova puntata di Penalty su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Nella prima parte il presidente del Carlentini Calcio Gaetano Vinci, mentre nella seconda parte per la prima volta un presidente AIA, Associazione Italiana Arbitri, sarà presente in studio per parlare di calcio, ma non solo. Chiaramente riflettori puntati sul big match Paternò-Gelbison per quanto riguarda il campionato di Serie B, mentre per quanto riguarda il campionato di eccellenza si è giocato solo nel girone A con la conferma del duo Mazzarese-Canicattì. Si è completamente invece fermato il girone B del campionato di eccellenza. Si sono giocati i 16esimi della Coppa Italia del campionato di promozione e vi anticipo che in questa puntata di Penalty ci sarà un omaggio dedicato a Diego Armando Maradona che giorno 30 ha festeggiato il suo compleanno, purtroppo postumo. A tra poco! Rieccoci di nuovo insieme, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Rieccoci di nuovo dopo la festività dei defunti e pronti anche per raccontare la giornata di calcio che si è disputata soprattutto nel campionato di Serie D, perché in eccellenza, come tutti ben sanno, addirittura il girone B si è proprio fermato per il grande maltempo. Ospite della puntata odierna di Penalty, il presidente del Carlentini, Gaetano Vinci. Buonasera presidente. Buonasera. Ben trovato. Buonasera. Ad Augusta com'è andata la cosa? Perché so che ci sono stati anche parecchi danni. Sì, ad Augusta, anche se il presidente del Carlentini sono di Augusta. Però lei indirettamente è di Augusta. Come ben detto, quindi... sono di Augusta. Sì, ad Augusta c'è stato più che altro un blocco totale della città. Per fortuna non ci sono stati danni particolarmente gravi. Come abbiamo potuto vedere a Catania o Scordia, macchine travolte, dei morti anche purtroppo. Ad Augusta praticamente ci sono grazie al cielo, grazie al cielo. Allagamenti nei negozi, macchine fermate, viabilità interlotte. Anche con gli allenamenti so. Carlentini sì, chiaramente anche per questo abbiamo mandato un messaggio che la Lega ha ben recepito, il comitato regionale, un po' tutte le squadre, perché non potendosi allenare gli atleti non era il caso di, anche se oggi la situazione è leggermente migliorata avrebbe permesso magari di giocare, però al di là dell'imprevisto che poteva esserci per quanto riguarda il tempo, esserci degli imprevisti legati soprattutto agli spostamenti, no? Sì, esatto, è stato giusto, anche abbastanza notevoli. È stato giusto rinviare tutte le partite, anche perché, ripeto, si è andato a salvaguardare la salute degli atleti. Una domenica di riposo anche. Sì, diciamo di sì, anche se è piovosa questa domenica è stata e non abbiamo potuto godercela tutta a casa, comunque. Immagino. Presidente, sì, ma che campionato vuole fare quest'anno il Carlentini?
Carlentini. Anticipo un po' i temi del campionato d'eccellenza, però come battuta iniziale mi sembra doverosa. Sì, vogliamo fare un campionato più che tranquillo, diciamo. Siamo in una buona posizione e abbiamo una partita da completare contro il Palazzolo in casa, quindi può essere, mi auguro, la nostra classifica possa migliorare. Abbiamo una squadra abbastanza importante con giocatori validi, un gruppo veramente unito. Avete cambiato allenatore, sì, abbiamo visto Serafino, esperienza, soprattutto al di là delle già note qualità tecniche, grande amore e rispetto per i ragazzi e per lo spogliatoio, e quindi mi auguro e tenteremo di fare un buon campionato. Vedremo come andrà a finire, perché tenendo presente che anche nel girone B, così come nel girone A, sono tante le squadre che vogliono vincere il campionato, quindi sarà una dura lotta sino alla fine. Sì, io credo che il girone A forse ne ha di più, a squadre anche importanti. È vero. Ne dico qualcuno che ricordo: Canicattì, Nissa, Agragas, Don Carlo Misilmeri, Mazzarese, insomma sono abbastanza. È vero. Qui nel nostro girone, il palazzo della scelta. Nel girone B, per quello che si vede, di cui si parlava anche all'inizio, c'è l'Igea che è dichiaratamente partita per vincere il campionato, il Ragusa che ha un'ottima intelaiatura, un'ottima squadra, anche loro si prefiggono di vincere il campionato. Poi vedo bene la Ionica, il Taormina, insomma ci sono diverse squadre che possono inserirsi nella lotta tra queste due squadre. Parliamo subito del campionato di Serie D e lo facciamo chiaramente con i risultati di questa nona giornata. Questi risultati: Cavese batte San Luca 1-0, Città di Aciriale Biancavilla 2-2, Città di Sant'Agata Licata Calcio 1-1, Cittanova batte Castrovillari 2-0, Lamezia Terme batte FC Messina 2-1, Trapani Giarre 0-0, Real Aversa 1925 Portici 1906 1-1, Rende Calcio Troina 0-0, Santa Maria Cilento batte San Cataldese 2-1 ed infine colpaccio della Gelbison che vince a Paternò. Con il colpaccio della Gelbison la squadra lucana vola in testa al primo posto con 23 punti, con 20 la Cavese, 19 per FC Lamezia, 18 per Città di Aciriale e Real Aversa. Paternò 17, con 14 Santa Maria Cilento, Città di Sant'Agata e Portici, 12 punti per Licata, San Luca e Cittanova, 11 punti per il Trapani, con 8 il Rende, con 6 il Castrovillari, 5 punti per Giarre ed FC Messina, con 4 il Biancavilla, con 3 punti la San Cataldese, chiude la classifica il Troina con 1 punto. Iniziamo a parlare della Cavese che conferma la sua forza in questo campionato di Serie D vincendo 1-0 contro il San Luca. La Cavese che potrebbe essere effettivamente una delle candidate alla vittoria finale, Presidente. Sì, sicuramente la Cavese è una società di grandi tradizioni, in D sicuramente non ci vorrà stare più di tanto. Anche perché hanno pubblico, hanno un seguito considerevole. Un settore giovanile anche importante, sicuramente mira a vincere il campionato, diciamo, è la favorita. Assieme al Gelbison che già l'anno scorso c'è stato molto vicino nella lotta per la prima posizione. Infatti l'allenatore della Cavese è l'ex allenatore della Gelbison dello scorso anno. Mentre il San Luca ha confermato il suo momento di crisi, partenza importante, poi probabilmente soprattutto in Serie D bisogna avere un certo equilibrio, una certa continuità. Sì, sicuramente bisogna partire bene, riuscire a mantenere la squadra compatta, riuscire a tenere mentalmente i ragazzi e la società sul pezzo, e non è sempre facile. Tra l'altro essendo anche una neopromossa, lo scorso anno aveva debuttato in Serie D. Sì, nonostante si possa partire bene, poi non è facile mantenere lo stesso livello. Io dico sempre che questi sono punti che servono poi magari per una salvezza più tranquilla nella seconda parte della stagione. Beh, sicuramente sì, se uno inizia a fare bene, mette, come si dice, fieno in cascina. Bravo. Può servire poi magari una squadra che non ha grande importanza dal punto di vista sportivo, chiaramente, con una non grande rosa,
ha chiaramente dei momenti di crisi, chiamiamolo così, quindi meglio mettere dentro dei punti. Quando si riprenderà si troverà questi punti che l'aiuteranno molto. Certo, e allora a questo punto guardiamoci il servizio sulla vittoria della Cavese 1-0 contro il San Luca. Dallo stadio Simonetta Lamberti di Cavale Tirreni, Cavese San Luca. La Cavese attaccherà dalla metà campo sinistra rispetto alla nostra postazione microfonica. Sidibé, Sinatra, Nicolic, Crucitti e Carbone. San Luca in avanti con il tiro di Nicolic. Anche il San Luca ha cambiato, c'è la possibilità adesso di verticalizzare per Allegretti che va dentro, attenzione, Allegretti la mette in mezzo sugli sviluppi del calcio di punizione, lascia Romizzi che poi batte in mezzo, attenzione, è in ottima posizione Palma che tira, c'è la respinta di Scuffia, non c'è Kosovan che sta in panchina. I giocatori di riserva della Cavese sono Paduano, Fissore, Zieschi, Corigliano, Cazzeris, Kosovan, Conè, Sarno e Baccio Terracino. Tira Maiorano, la parata di Scuffia, siamo sempre sullo 0-0 ma la Cavese adesso prova a venire in avanti con Diaz, rimbalzo che favorisce Maesano. Attenzione Diaz da solo, Diaz perde troppo tempo. 25 metri dalla nostra porta, il tiro, palla ribattuta. Insiste il San Luca con il tiro effettuato da lontano. Romizzi in mezzo per Maiorano, ultima possibilità per la Cavese. Prima del giro di Boa, Maiorano per D'Amore, il cross di testa D'Amore che prova a far proseguire per Allegretti. Allegretti tiene la palla in campo, la dà a D'Amore, il cross dalla sinistra di D'Amore, colpo di testa! E Allegretti vorrebbe la palla a Cazzeris, eccolo, Cazzeris, area di rigore, Cazzeris la mette dentro, bene, Maiorano! Serie di finte di Levec, pallonetto per Sidibé, attenzione in mezzo, il cross di Sidibé, profondità per D'Amore che è rientrato in campo, il pallone in mezzo, ed è gol! Rete! A sinistra Baccio Terracino, Cavese che prova a gestire il pallone, D'Amore, area di rigore, D'Amore lo mette in mezzo, il tiro ribattuto da Scuffia, finisce qua la partita. La Cavese ha battuto il San Luca per 1-0, gol di Antonio Baccio Terracino all'85esimo minuto. È finita invece 2-2 la partita tutta catanese tra il Città di Aciriale ed il Biancavilla. Un Biancavilla che insomma pian pianino cerca di riconquistare posizione e soprattutto fiducia. Lei me lo insegna, se c'è fiducia all'interno di una squadra i risultati pian pianino ritornano. Certamente, quella è la cosa principale, fiducia, essere mentalmente pronti ad affrontare ogni partita. E il Biancavilla diciamo in netta ripresa. Con il nuovo tecnico sta facendo bene, la Cirreale, certo, penso questa partita era importante per tenersi agganciato ancora, avrebbe fatto il salto sarebbe stato, se non agganciato importante. Forse adesso non ho in mente la classifica, magari sarebbe stato primo o secondo, diciamo. Sì, però avrebbe avuto più chance, una vittoria in casa soprattutto contro il Biancavilla sarebbe stato molto importante per la Cirreale, che è una squadra importante che ha delle ambizioni. Ma questa Ciriale quando finalmente abbandonerà questa Serie D, Presidente? Perché certo è importante avere una bella realtà come quella Cese in Serie D, però toglie spazio e visibilità anche alle altre piccole realtà. Sicuramente la Cirreale merita una serie più importante come è stato nel passato, però sappiamo che non è facile risalire le categorie anche in un momento in cui l'economia più di tanto non gira, lo sta riprendendo a girare adesso, quindi sappiamo benissimo che la prima forza devono essere gli sponsor, perché da soli i dirigenti, per quanto possano essere capaci, non ci si riesce, quindi è vero. Anche questo è molto importante, che il territorio aiuti le società, le squadre di calcio, le squadre sportive in genere a fare bene. Città di Aciriale che comunque spesso e volentieri soffre un po' la presenza di Catania. La domanda la rivolgo a lei e dico: quanto soffriva Carlentini della presenza della Leonzio? Ma va bene, noi quando il primo anno Leonzio era in Serie C, Carlentini aveva il suo piccolo spazio, quindi non
diciamo, non abbiamo il vostro sofferto, orticello lo abbiamo il curavate nostro sempre orticello, bene. i nostri tifosi, poi purtroppo ci sono state le vicissitudini che tutti conosciamo sulla Leonzio, abbiamo fatto un campionato in cui eravamo l'unica squadra del comprensorio, sì. a massimo livello regionale. Quest'anno mi fa piacere che sono riusciti a ripartire con il nome storico di Leonzio e tra l'altro stanno facendo e sono nel vostro stesso girone. Stanno facendo anche bene. Io credo fra 2 turni ci sarà un grande derby. Giocherete in casa? Finalmente sì, giocheremo in casa al Romano, abbiamo fatto già 2 derby di Coppa Italia, però abbiamo dovuto giocare a Scordia. Abbiamo vinto, però la Coppa Italia, diciamo, sono partite di preparazione, specialmente il primo turno. È vero. Il vero derby sarà prossimamente. Lo vivremo allora. con amicizia e fratellanza sportiva sicuramente. Ci piace questa cosa, Presidente, perché se questo messaggio lo lancia giustamente un Presidente ha più forza di convinzione anche nell'ambiente stesso. Sì, ma sicuramente. Mi dicono che anni fa c'era tantissima rivalità tra Leonzio e Carlentini, poi chiaramente la Leonzio è andata su in altre categorie, però adesso anche la vicinanza, proprio l'unione dei 2 comuni proprio aiuta. Fisicamente aiuta, si è mischiata anche la popolazione che di Lentini adesso abita quasi a Carlentini, insomma, e quindi su questa scia dell'unione e dell'amicizia sarà un derby tranquillo. Sì, sperando con un bel po' di tifosi a tifare serenamente ognuno per la propria squadra. Benissimo, adesso ci guardiamo gli highlights proprio del pareggio tra Città di Aciriale e Biancavilla. La partita si è conclusa 2-2. E allora arriva il fischio, buon divertimento, è iniziata. C'è Piccioni che può volarsi solo davanti al portiere, attenzione il fallo! E c'è il cambio di rosso. Fischia il direttore di gara, va Piccioni il tiro! Figarotta prova la conclusione col sinistro, la parata di D'Alterio. Ciccio Russo, il tocco per Piccioni, provano lo scambio. E allora Russo che si accentra, Russo, ancora Russo, prova il tiro, sporco, attenzione! Con Ortolini che aveva messo dentro, ma c'è fuori gioco. Correnti va col mancino, Correnti la attraversa clamoroso Portolini. Tumminelli ancora si accentra, prova il tocco col mancino, attenzione qui Todisco, ma c'è la posizione regolare. Il cross di Figarrotta tagliato, attenzione, e c'è il gol del Biancavilla, clamoroso. Parte Russo, il tiro e la deviazione in angolo di La Rosa. Russo, parte il cross sul secondo palo. Tumminelli, tutto solo, sul secondo palo, fa 1-1. Correnti, attenzione il tocco, Russo, e c'è il gol della Aciriale, Francesco Russo, minuto 15, la Aciriale si porta in vantaggio, grazie al gol dell'ex Pino Alisandria che fa 2-1. Però qui sbaglia il tocco Cadilli, Figarrotta la mette al centro, attenzione sul secondo palo e clamoroso arriva il pareggio, ma Piccioni la botta, la traversa ancora, la seconda di questa partita per la Aciriale. E poi su questo tocco finisce la sfida. È finita, Aciriale Biancavilla, risultato di 2-2. Beh, giocare quasi 90 minuti in 10 non era facile. Per fortuna che settimana scorsa abbiamo iniziato a recuperare tutti quelli che erano acciaccati con infortuni e oggi finalmente si è rivista la squadra, quella della prima parte con l'Icata. Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile, però non era una partita impossibile, neanche 10 contro 11 poterla vincere. Mi dispiace perché ci abbiamo provato fino alla fine, però il pari credo che alla fine sia il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Anche perché come occasione da gol siamo stati quasi alla pari, se non qualcuno in più noi. Beh, tutte le partite sono delicate, però ora con questa abbiamo finito il ciclo delle partite difficili, inizierà per noi un campionato nuovo dove giocheremo con avversari che sono, non dico alla pari con noi, però sono partite che possiamo vincere con maggior frequenza. Ho detto ai ragazzi, primo tempo secondo me abbiamo fatto male, non mi è piaciuta la squadra, lenta, un po' presuntuosa, non mi è piaciuta per niente. Secondo tempo siamo entrati con altro piglio,
abbiamo ribaltato subito la partita, però dopo siamo palla nostra, abbiamo perso una palla da stupidi e abbiamo preso il 2-2, però in tutta onestà al secondo tempo meritavamo qualcosa in più, non so quanti pali abbiamo preso, 2 se non sbaglio, gol davanti il portiere che si poteva fare meglio, però va bene così, sono contento della reazione della squadra. Sono contento anche del risultato, anche perché queste volte per queste partite le puoi perdere. In più ti dico che è meglio così se qualcuno abbassa la cresta, abbassiamo un po' la cresta, non siamo fenomeni, però quando giochiamo col sangue agli occhi siamo una squadra forte e il primo tempo non l'abbiamo fatto. Gli ho detto pure ai ragazzi, ogni tanto una battuta d'arresto fa bene, piedi per terra, come ho sempre detto, e non ci lecchiamo le ferite assolutamente, perché loro hanno fatto la loro partita onesto, il portiere ha fatto 2 o 3 miracoli, però allo stesso tempo io guardo in casa mia dico che il primo tempo non mi sono piaciuti. Non sto qui a recriminare le occasioni perse, sto qui a recriminare il primo tempo che non mi è piaciuto come l'hanno affrontato. Magari, sai, abbiamo pure pagato i 2 allenamenti, non sono scusante, però ripeto, il secondo tempo mi è piaciuto, la Cireale il primo tempo no. Altra bella realtà sicuramente è il Città di Sant'Agata, bella partita contro il Licata. La partita si è conclusa 1-1, Città di Sant'Agata, anche lei vive di riflesso chiaramente la realtà messina, no? Il Messina in Lega Pro, Città di Sant'Agata, seppur un centro considerevole, sempre molto più piccolo rispetto alla città di Messina, indirettamente cerca di portare in alto il comprensorio e sta comunque facendo un campionato interessante. Sì, sicuramente ho avuto il piacere di conoscere i dirigenti del Città di Sant'Agata quando prima della loro promozione in Serie D. È una società ben strutturata con persone che hanno tanta passione e tanto amore anche per il loro territorio. Chiaramente Messina è da quelle parti, è vicina, però il Città di Sant'Agata ha un buon comprensorio, uno stadio importante anche come struttura e tanta voglia di fare bene. Infatti si sta vedendo che anche questa stagione la stanno cominciando bene. Non so se ci fa caso, parliamo sempre di grandi città con delle piccole realtà intorno, tutto questo però manca a Palermo, dove esiste la Serie C in questo caso e poi praticamente solo dall'eccellenza in poi. A cosa è dovuto secondo lei questo problema, questa mancanza di realtà a ridosso della Lega Pro a Palermo? A Palermo forse questa prima squadra ha assorbito tutte le energie della provincia, possiamo dire, o della zona, anche nel passato. Qua forse nella zona orientale ci sono città importanti che anche grazie alle rivalità tra di loro, a persone che si sono impegnate per la loro città, insomma sono state le squadre che hanno disputato categorie più importanti, anche se nel Palermitano in effetti non c'è stato grandissimo, c'è stata qualche Serie D sicuramente, qualche Serie ma C, negli anni passati negli anni passati, adesso almeno da 10-15 anni a questa parte pochissime realtà hanno abbracciato la Serie D, se non il Palermo stesso. È vero. Ci guardiamo subito gli highlights, il pareggio tra Città di Sant'Agata e Licata, la partita si è conclusa 1-1. Ancora un pareggio casalingo, il secondo consecutivo per il Città di Sant'Agata, che sul sintetico amico del Fresina non riesce ad avere la meglio di un ostico Licata. I gialloblu di Pippetto Romano si dimostrano squadra quadrata e capace al primo vero affondo di sbloccare il match quando al minuto 23 Currò dalla destra mette in mezzo per Minacori che aggancia e col destro batte Cannizzaro portando in vantaggio i suoi. Gialloblu dunque che la sbloccano al primo vero tentativo della gara, ospiti che spingono sull'acceleratore e subito dopo è ancora Minacori a sfiorare la rete con un tiro da fuori che si perde di poco al lato. Il Sant'Agata però non perde la concentrazione, al 27esimo reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di Calaiò su Cicirello e il signor Rodigari di Bergamo dice di no. L'11 di Giampà insiste al minuto 35, acciuffa il pareggio quando Calafiore riprende la sponda di Elagna sulla punizione di Catalano e da pochi passi supera Moschella, facendo così Città di Sant'Agata 1, Licata 1 e gioia incontenibile per il centrocampista bianco-azzurro che rimette tutto in perfetto equilibrio.
Nonostante il gol subito è Licata 3 minuti più tardi ad avere la palla del nuovo vantaggio, ma Maniscalco sciupa tutto, calciando incredibilmente sul fondo. Poi al 41esimo il Sant'Agata vorrebbe il cartellino rosso per l'intervento a gomito alto di Calaiò su Alagna, ma il fischietto di Bergamo anche qui lascia giocare. Nella ripresa, dopo un tentativo di testa di Cicirello terminato di poco alto sulla traversa, il Licata torna a spingere provandoci al 55esimo con il destro da fuori di Currò, bloccato centralmente da Cannizzaro, e 2 minuti dopo lo stesso classe 2003 gialloblu vorrebbe il calcio di rigore per un presunto fallo di Brugnano. Il direttore di gara non è dello stesso avviso. Ancora ospiti pericolosi al minuto 73 con il tentativo ravvicinato di Mazzamuto che si perde sul fondo. È sempre la formazione di Pippetto Romano che ci prova 3 minuti più tardi e reclama a gran voce anche un calcio di rigore per l'intervento di Giuliano su Minacori, ma anche qui il signor Rodigari dice di no. I gialloblu non si perdono d'animo e nel finale Candiano al minuto 83 spara clamorosamente alto sulla traversa da 2 passi e al 95esimo solo una super parata di Cannizzaro con l'aiuto della traversa nega alla botta volante di Caccetta la gioia del gol vittoria. Per il Città di Sant'Agata il secondo pareggio consecutivo in casa, mentre per il Licata il secondo pari di fila in campionato. Calcio delle volte strano perché in settimana i ragazzi mi avevano dato l'impressione che della settimana più bella, perché la partita di Giarre, cioè, come sono allenate in settimana, erano consapevoli delle loro forze, quindi hanno fatto una settimana esemplare. Poi domenica non l'abbiamo riportato in campo, quindi c'è anche l'avversario e i meriti vanno a Licata, perché oggi se c'era una squadra che doveva vincere era il Licata. Noi, può sembrare il contrario, anche quando ci siamo messi con i 4 attaccanti, la volevamo vincere anche noi sapendo che la potevamo perdere. Oggi, prima di mettere i 4 attaccanti, col mio staff gli ho detto oggi lo metto, ma c'è anche il rischio di perderlo perché non eravamo nella nostra giornata migliore, quindi è stata veramente una partita sempre in sofferenza e per la prima volta, anche se per un punto, gli episodi ci sono stati favorevoli perché il Licata poteva vincere il secondo tempo. Abbiamo avuto diverse situazioni per vincere la partita, ci siamo presentati un paio di volte davanti alla porta, anche sul finire poi la palla gol di Caccetta che ha picchiato sulla traversa e è rimbalzata fuori dalla linea. La prestazione è ottima, però il risultato c'è un pizzico di rammarico perché quando fai questo tipo di partite e la fai tu la partita sempre, costantemente, sia nel primo tempo che nel secondo tempo, non vincerla è un peccato, perché noi sapevamo che è una situazione pericolosa loro, che hanno fatto solo quella, credo, sui calci piazzati e non hanno mai avuto questa possibilità di tirarci in porta. L'obiettivo è quello che ci siamo prefissati all'inizio stagione con la società, col presidente, è quello di fare un campionato, di raggiungere la salvezza il prima possibile, perché abbiamo rinnovato tantissimo, siamo una squadra giovane e stiamo lavorando per cercare di migliorarci giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. I ragazzi sono giovani, c'è molta disponibilità da parte del gruppo al lavoro, all'applicazione e questo ci rende molto fiduciosi. Parliamo adesso di Cittanova Castrovillari. La partita è finita 2-0 per la squadra del Cittanova, che conferma con questi risultati positivi da un paio di settimane a questa parte una stabilità in classifica. Come abbiamo detto poc'anzi, facciamo punti prima e così poi dopo non soffriamo nella parte finale, quando poi certe volte alcuni equilibri saltano. O sbaglio, no, Presidente? Lo dicevamo prima, ecco, lo ribadiamo adesso, è confermato. Cittanova, la squadra sta facendo bene sicuramente e probabilmente non soffrirà più di tanto per raggiungere... Dovrebbe farcela a salvarsi sicuramente. Penso di sì. Guardiamo gli highlights. Vittoria 2-0 appunto del Cittanova contro il Castrovillari. Sulla palla Bonanno, ecco, e si è partiti proprio in questo momento. Il Cittanova riesce subito a riconquistarla
lancio lungo, Formia per l'avanzata di De Marco subito a Ielo cerca di trovare il modo giusto per crossare, forse pensa ad un tiro, a girare, Ielo al limite dell'area di rigore, cerca di liberarsi, tiro diagonale, e cosa basta in area di rigore, dribbla, tiro fuori, ed è in vantaggio la squadra di casa con Savasta, primo gol in maglia giallorossa per l'attaccante che è solo a tu per tu davanti al portiere del Castrovilleri, rimane freddo e non sbaglia per l'1-0 del Cittanova quando siamo al 41esimo del primo tempo. Rodi che non riesce, anzi si impossessa adesso della palla, lancio centrale in verticale che viene ribattuto, Rodi stoppa la palla, alza lo sguardo, lancio lungo per l'attaccante, tiro alto ancora sopra la traversa, palla che viene rimessa subito in campo, Formia che cerca il centro, alla testa di Biondo, De Marco, ed è il secondo gol, la seconda marcatura da parte del Cittanova. Spallate palle al centro, traversa clamorosa di Tripicchio, il Castroville cerca di mavrolare con Cosenza alza la testa per il cross sulla destra, ancora ribattuta al centro e bravissimo Bruno, ecco che il Cittanova riesce a riconquistare palla pericolosamente, c'è Savasta che attende di essere servito ma non ci riesce, era un'altra buonissima azione perché si ritrovavano Cincischia, il difensore del Castrovilleri, il triplice fischio da parte del signor Toro che manda le squadre negli spogliatoi e sancisce la vittoria meritata per 2-0 da parte del Cittanova nel derby. Se poc'anzi parlavamo di Messina, subito ci viene in mente la scorsa stagione con due grandi realtà, ACR ed FC. L'ACR sappiamo benissimo ha fatto il salto, quest'anno sta giocando un discreto campionato in Lega Pro, mentre l'FC forse sta pagando a caro prezzo quello che non è successo di positivo lo scorso campionato, soffrendo, infatti tra l'altro torna da Lamezia con una sconfitta. Sì, sicuramente il mancato salto di categoria ha nociuto all'FC, ha speso energie credo enormi lo scorso anno. Anche economiche, io sottolineerei, sì, no Presidente? Forse più economiche, perché poi chiaramente i giocatori e il team hanno fatto tutto quella rosa, hanno dato il massimo anche, però dal punto di vista economico hanno fatto un grande sforzo e tante volte quando l'obiettivo non è raggiunto poi vengono a mancare le energie anche mentali, anche la voglia magari dei dirigenti di reinvestire su qualche cosa che è sfuggito di poco, insomma si innescono dei meccanismi per cui la squadra ne risente e come sta succedendo per l'FC Messina questo campionato sarà sofferto sicuramente. Tra l'altro tenendo presente che questo FC Messina ha la parte inferiore del gruppo tifosi, per cui c'è anche il fatto che non è neanche molto seguita. Per i giocatori che poi devono andare a fare un campionato, non dico da vertice, la mancanza del tifoso presente più continuo probabilmente nuoce. Sì, sicuramente c'è anche questa situazione, hanno meno tifosi, i tifosi si riconoscono nell'ACR Messina, è in parte molto minore sull'FC, quindi chiaramente i giocatori risentono anche di questo ambiente, non dico ostile, ma comunque che è meno attenzionato rispetto alla società in questo momento in Serie C. Chiaramente per Messina io voglio due squadre che facciano questo dispendio di energie economiche. Già l'anno scorso per me era una pazzia, sì, esatto. Io se devo essere sincero ho condannato questa cosa. Sì, lo leggo da tanti che lo dicono, anche persone di Messina, anche esponenti politici, esponenti dell'economia messinese, insomma i tifosi stessi. Non si capisce perché non si riesca a raggiungere un accordo tra le dirigenze, o quantomeno si può capire perché ognuno vuole portare acqua al proprio mulino e quindi poi si innescono tanti meccanismi per cui queste fusioni, queste unioni di intenti purtroppo per la città, perché poi ne piange forse le conseguenze della città, non si possono raggiungere. Guardiamoci gli highlights: vittoria della squadra di Lamezia Terme 2-1 contro l'FC Messina.
La Mezia Terme che parte con il piglio giusto, vista il primo tentativo di testa di Maimone e il gol poi annullato ad Abercon per fuorigioco. Da par suo il Messina risponde con questa conclusione dalla distanza sul quale Gentile fa buona guardia. Al 33esimo arriva il gol della Mezia Terme, il pressing di Abercon induce all'errore l'estremo difensore del Messina Giannini, il suo rilancio finisce sui piedi di Bezzon che dal limite dell'area batte l'estremo difensore giallorosso con un tiro perentorio. La Mezia Terme dunque in vantaggio. Primo gol in giallo-blu per il centrocampista Aldo Bezzon, ecco la sua conclusione a gol. Esultano i tifosi giallo-blu per un primo tempo letteralmente dominato dalla Mezia Terme, che ci prova ancora una volta, questa volta con Maimone, bravissimo a inserirsi nel cuore dell'area di rigore, il suo tentativo in diagonale col destro però non c'entra la porta. E ancora la Mezia Terme che si fa vedere in zona d'attacco con Bollino. Bollino tenta la conclusione a giro col sinistro, la palla però termina alta. Nel secondo minuto di recupero trova però il pareggio il Messina, calcio di punizione battuto da Bramati, più lesto di tutti sul secondo palo è Rosa Gastaldo che mette dentro. Il secondo tempo della gara invece riprende col solito copione che abbiamo già visto nella prima frazione di gioco. La Mezia che ci prova con Bollino che entra in area di rigore, Bollino, la sua conclusione col mancino viene però murata dal ritorno di un difensore giallorosso. Messina che ci prova in ripartenza con pericolosità, in questa occasione però fa buona guardia Sirignano che ostacola la conclusione dell'attaccante peloritano. La Mezia Terme che ci riprova sempre con Bollino che entra in area di rigore, il suo mancino però finisce di poco al lato. La Mezia che ci prova anche sugli sviluppi di calcio piazzato, il corner di Salandria, controcross di Sirignano, il colpo di testa di Maimone, il quale però non riesce a dar forza alla sua conclusione. Da par suo il Messina ci prova con Gabbioneta all'interno dell'area di rigore, il suo tentativo però debole viene controllato da Gentile. Al 36esimo del secondo tempo la Mezia Terme in 10, vista l'espulsione per seconda ammonizione del capitano Vincenzo Camilleri. Parità numerica che viene però ristabilita al 39esimo, il nuovo entrato Bernardi subisce fallo da Sambo, secondo giallo anche per lui e rosso. Al minuto 89 però arriva il raddoppio della Mezia Terme, colpo di testa di Miliziano verso Provazza che entra in area di rigore, l'assist al bacio per Pier Giuseppe Maritato che non sbaglia. Primo gol in giallo-blu per Maritato, secondo gol della Mezia Terme in questa gara. Rivediamo il gol in slow motion, l'assist perfetto di Provazza e Maritato. Col piattone, fa gol, esulta tutto il D'Ippolito. Ecco anche Miceli che ha fatto il suo esordio in squadra giallo-blu che festeggia tutta unita per questa grande vittoria. Credo che sia stata una bella partita, credo sia stata una partita intensa. Il rammarico più grande da parte mia è che purtroppo il primo tempo, avendo avuto un atteggiamento nostro, non so per quale motivo, molto rinunciatario, abbiamo sbagliato forse, si può dire, quasi tutto. E quindi regalare un tempo alla Mezia noi non ce lo possiamo sicuramente permettere. Seconda parte, secondo me, siamo entrati più un atteggiamento diverso, abbiamo avuto... Entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni, ma credo che noi abbiamo avuto quelle 6-7 palle per creare e per comunque andare in vantaggio. Su un campo del genere non è semplice, peccato anche per la superiorità numerica con un pizzico di esperienza in più, potevamo gestire meglio anche la superiorità numerica. Sapevamo benissimo in tante situazioni che loro comunque erano e hanno dei punti di forza, e il rammarico più grande è proprio quello che su alcune cose che sapevamo abbiamo fatto fatica. In più quando hai delle occasioni, il calcio è questo, se non fai male alla fine purtroppo vieni punito. Ho visto una squadra che dopo il gol aveva avuto altre 2 o 3 palle gol per andare sul 2-0, però il calcio è strano, poi una punizione all'ultimo secondo del primo tempo ha permesso loro di fare gol, quindi siamo entrati nello spogliatoio un po' demoralizzati, visto che non siamo riusciti a fare il secondo, però poi abbiamo preso gol, però poi la squadra l'ho vista con carattere, determinazione, anche se un po' il secondo tempo abbiamo rischiato, però queste sono le vittorie più belle. Io ci ho creduto fino alla fine di portare a casa questi 3 punti, perché i ragazzi lo meritavano, e anche perché dovevano dare continuità alla vittoria di San Luca.
niente è scontato nel calcio, quindi si può pensare che il Messina aveva 5 punti ed era una partita facile, ma non è assolutamente così, ma come il Messina tutte le altre partite, ogni partita va giocata e affrontata sempre con determinazione e con la voglia giusta di portare a casa la vittoria, poi a volte ci riesce oppure no, però lo spirito e la concentrazione e l'atteggiamento deve essere sempre questo qua, positivo per andare a vincere le partite. Ho avuto difficoltà a fare la formazione perché si sono allenati tutti quanti alla grande, con la massima disponibilità e la massima serietà, però purtroppo 11 scendono in campo, 7 over e 4 under. A volte devono fare delle scelte anche sofferte, però quando uno fa delle scelte le fa sempre per il bene della squadra, il bene della società, per cercare di ottenere il massimo di chi scende in campo e soprattutto devo fare i complimenti a chi è subentrato perché ha dato un grossissimo contributo alla vittoria di oggi. Presidente, ma secondo lei cosa sta succedendo a Trapani? Erano partite con l'idea di fare sicuramente un campionato da vertice e intanto i punti sono pochi in classifica, crisi societaria, crisi di identità, il fatto di ripartire e quindi riorganizzare tutto non è mai facile, anche se volendo la squadra nasce da una struttura che comunque aveva già fatto la Serie D lo scorso anno con il Dattilo. Sì. A cosa è dovuto secondo lei questo problema di ambientamento mentale alla Serie D? Sì, probabilmente questa pressione di fare un'ottima squadra, fare una squadra per vincere subito il campionato ha nociuto. Il Dattilo chiaramente era una bella realtà, cresciuta con i suoi ritmi, i suoi tempi, aveva fatto bene. La sua dimensione, oserei dire, stava facendo bene, quindi questo passaggio ad essere la squadra principe di Trapani, prendere il nome di Trapani, possibilmente non conosco esattamente la struttura societaria, forse non... Il presidente è rimasto lo stesso del Dattilo, ha tornato anche da un nuovo numero di sponsor, perché è chiaro che il nome Dattilo non sarà mai come quello del Trapani. Sicuramente, infatti questo bisogna vedere poi cosa è riuscito a raggruppare vicino a sé, attorno a sé il presidente, perché solo avere il nome Trapani chiaramente non serve a vincere e poi bisogna giocare le partite, io dico sempre, no? Tra l'altro vincere questo campionato adesso è molto attardato, le difficoltà aumentano sempre di più, poi c'è sempre la ricerca a questo punto di non perdere punti e invece poi alla fine succede l'opposto. Certo, poi si innesca questo meccanismo di cercare ad ogni costo di recuperare, i ragazzi magari non vanno in campo con armonia e serenità e quindi si potrebbe andare un po' in confusione dal anche punto di vista mentale, calcistico e mentale. Sì. Guardiamoci gli highlights. 0-0 tra Trapani e Giarre 1946. Secondo me se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi e purtroppo non ci siamo riusciti, però abbiamo alzato la testa rispetto a un atteggiamento magari un po' meno brillante di San Cataldo, quindi da questo punto di vista i ragazzi hanno dato il 100% mentalmente e fisicamente, poi a volte tecnicamente non riesce perché magari non siamo riusciti a fare gol, però è stata una risposta almeno sul campo molto positiva a livello mentale. Ci è mancato solo il gol, nel primo tempo un paio di volte siamo andati lì molto vicino, abbiamo concluso male a 5-6 metri dalla porta. Nel secondo tempo abbiamo preso un palo esterno con Bonfiglio, io pensavo fosse andata molto fuori, invece il ragazzo mi ha detto che è stato palo esterno. Un'altra situazione di Musso dove stop di petto è uscita del portiere a valanga. Un altro grosso secondo palo anticipato di poco Peticone. Insomma, dove ci è mancato appunto la zampata giusta, perché secondo me se la sblocchi poi diventa tutto più facile relativamente, perché poi magari c'è la reazione degli avversari, ma sicuramente avrebbe dato un valore ancora maggiore a questa prestazione che dal punto di vista della compattezza, dell'attenzione, dell'abnegazione, dello stare in campo, credo che insieme alla partita di Cava sia la partita più compatta della squadra che abbiamo mai fatto.
No, vabbè, per me entrare in questo stadio ogni volta è un'emozione indescrivibile, anche perché è pieno di ricordi. Anche se negli ultimi anni sono stati un po' di cambiamenti, la curva e tante altre cose, però ci sono talmente tanti ricordi belli qui dentro che non può che non essere un'emozione grandissima. Anche perché poi io qui sono cresciuto calcisticamente, 3 anni e mezzo quando sei un giovane sono il momento più importante della carriera di un giovane, ecco. Fino ai 22-23 anni, devo tanto a Trapani, perché sono cresciuto sia calcisticamente che come uomo qui. In questo momento per noi iniziare a fare punti dopo un inizio di campionato un po' non fortunato, diciamo così, è una cosa molto importante, soprattutto dare continuità di risultati, anche perché ci sono stati tanti cambiamenti, sia sotto l'aspetto della guida, sia anche come squadra, come interpreti, quindi stiamo cambiando tanto, sono arrivati nuovi giocatori, tanti ragazzi stanno rientrando da infortuni, quindi sicuramente in questo momento non siamo nel top della nostra condizione e quindi comunque fare risultati, comunque portare a casa comunque dei punti è sempre importante. Derby tutto campano, tutto napoletano oserei dire, tra il Real Aversa 1925 e Portici 1906. La partita si è conclusa 1-1. Presidente, lo hanno detto in tanti, andare a giocare in questi campi in Campania, soprattutto per le squadre siciliane, è sempre stato un grande problema. Credo che comunque mentalmente queste sono squadre più da Serie D rispetto a tante altre realtà siciliane. Sì, sicuramente in terra campana è sempre difficile andare a fare il risultato, è sempre stato, io seguo la Serie D da tanti anni, anche se non con l'attenzione di una persona che deve andare a fare quelle categorie, però ricordo sempre che con le squadre siciliane andando a giocare in Campania hanno sempre trovato difficoltà, là c'è un ambiente particolare, i tifosi sono, come sappiamo benissimo, una tifoseria in ogni città calda, e poi anche la rivalità tra le varie città, perché in Campania poi alla fine sono molto vicine. Molto vicine, ancora più delle squadre siciliane. E quindi hanno tanti tifosi, ognuno la sua squadra, proprio per cercare di emergere su quelle vicine, quindi la tifoseria è presente nei campi ed è difficile andare a fare. Ogni partita è una battaglia, Sì, ogni partita è una battaglia. Da un lato però è bello che ci sia questa Serie D che raggiunge la Campania, la Lucania, la Calabria, insomma è un campionato veramente importante che solo squadre attrezzate possono fare. Un cordiale saluto dallo stadio Bisceglia di Aversa per la Super Derby Real Aversa Portici 1906. Calcio d'angolo, vediamo la mischinaria Manfrelotti, l'occasione pericolosa, nulla di fatto. Attenzione al Portici con Manfrelotti, c'è contrasto in area e calcio di rigore, c'è rigore ed è pure ammonito. Calcio di rigore per il Portici. È pronto Manfrelotti, ha la battuta a caricare il suo destro ed è gol! Il Portici passa in vantaggio con la rete dagli 11 metri di Manfrelotti. Real Aversa 0, Portici 1, Manfrelotti dagli 11 metri. Chianese in aria. Il gol di Strianese! L'avevamo detto! Il gol di Strianese, il pareggio di Strianese della Real Aversa. Occhio al Portici con questa occasione, col numero 21 inquadrato in questo momento Marco Castagna. Attenzione Ndiaye. No, non ci credo, l'assist di Ndiaye, l'occasionissima, triplice fischio finale, è il derby delle emozioni, è il derby dell'equilibrio. Presidente, ma lei sa se esistono dei miracoli in Serie D? Nel senso, io voglio parlare del Troina, che parte da -6, già è a +1, anche se adesso porta a casa soltanto un punto da rende, ma che è pesantissimo. Esistono quindi miracoli? Cioè gli allenatori possono fare dei miracoli secondo lei? Dobbiamo dire di sì, facciamo che esistano questi miracoli. Anche se volendo siamo soltanto ancora alla nona giornata, voglio dire, però già ha fatto 7 punti, ha recuperato il gap iniziale dei 6 punti, poi Torino è una città che è un paese, insomma una squadra che mi ha sempre fatto simpatia perché
essendo un piccolo centro, anche non molto vicino a città importanti, ha fatto i suoi bei campionati, poi adesso con l'era di Pagana è famosa, sì, no? sì. C'è una finale di Coppa Italia Nazionale, quasi volendo una Serie C persa sugli 11 metri. Non voglio usare un termine proprio piacevole, ma con la Vibonese, secondo me era Serie C quella per il Troina, doveva essere Serie C quell'anno. Quest'anno ora con mister Galfano, di cui ho grande stima, è una persona preparata, credo che farà bene. Non credo che sarà proprio un miracolo la salvezza, ce la possono fare. Benissimo, voglio parlare subito della San Cataldese, perché la San Cataldese ha cambiato allenatore, adesso è arrivato Campanella. Sappiamo tutti che Campanella ha un carattere importante per la Serie D, no? Trasmette questa sua energia al gruppo, che ha recepito subito l'arrivo di Campanella battendo proprio il Trapani, però adesso cosa succede? Si perde in casa contro il Santa Maria Cilento e dico, veramente ogni partita è un terno all'otto. Sì, sicuramente è così, non ci sono dubbi, in tutte le serie è così. Abbiamo esempio dalla Serie A alla terza categoria, dove c'è calcio, dove c'è sport, ci sono sempre le sorprese. Chiaramente l'arrivo di Campanella ha scosso l'ambiente, anche per le motivazioni che ha detto lei, un allenatore che carica i giocatori, carica l'ambiente, quindi hanno avuto un ottimo risultato. C'è tempo per recuperare, no? Poi può capitare che dopo la prima vittoria magari c'è quel minimo calo di tensione, perché magari si era arrivati troppo carichi alla partita precedente, o tante motivazioni, per cui ci può stare che non vada bene la seconda. Con la partita di debutto e poi involontariamente la settimana diventa troppo rilassante, anche se magari non sarà stato così. No, magari si hanno allenati tantissimo i ragazzi, però forse raggiungere quell'obiettivo, già quella vittoria tanto sospirata, ha fatto un po' calare la tensione, e andando in campo oggi poi tante cose sono venute fuori, perché tante volte uno fisicamente c'è, ma mentalmente, anche se pensa di esserci, poi non si trova. I muscoli poi alla fine non rispondono. Le prossime partite ci diranno la verità. Bene, e a questo punto allora guardiamoci gli highlights. La vittoria del Santa Maria Cilento 2-1 contro la San Cataldese. Benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, da cui vi racconteremo San Cataldese Polisportiva Santa Maria Cilento, gara valida per la 9ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Arbitro della partita di oggi il signor Marco Marchioni della sezione di Rieti. Si attende il fischio dell'arbitro, che arriva in questo momento. Ovissak sulla sinistra, che salta Salvo, si invola verso l'area, entra, poi incespica sul pallone, riesce a servire un compagno, tentativo in mezzo, arriva la segnalazione del direttore di gara, calcio di rigore. Ricordiamolo, c'è Maggio dagli 11 metri contro la Cagnina, arriva il fischio, va Maggio, pallone centrale, passa in vantaggio il Santa Maria Cilento. Porcaro prova il pallone tra le linee, quale errore di Conios. Liga entra in area, appoggio all'indietro così per Salvo, che riesce però a controllare. Calabrese ancora dentro per Ses col destro, il pallone che viene salvato praticamente sulla linea di porta. Liga prova a saltare un uomo, Liga, ancora Liga centro area, va giù, pallone per Rotulo, Rotulo entra in area, ancora Rotulo, pallone sul destro, prova il tiro a giro. Porcaro che arriva sulla tre quarti, addirittura prova la conclusione. Poi Rotulo salta un uomo, prova la conclusione. Pallone che si spegne sul fondo. Canino per Rotulo prova ad andare sulla fascia, rientra sul destro, ancora Rotulo. Prova il destro, pallone che poi arriva fra le braccia di Grieco. Balistreri di testa, va giù Balistreri, c'è calcio di rigore decisivo qui, l'intervento in area su Pietro Balistreri.
Arriva il fischio dell'arbitro, va col destro, Balistreri, il palo e il pallone in rete! Arriva il pareggio della San Cataldese quando siamo al minuto 39 della ripresa. La riprende su rigore Pietro Balistreri. Emanuil, ancora Emanuil, si prepara al tiro, serve però a sinistra Maggio, Citro riesce a servire un compagno, Maio mette il pallone in mezzo, Calabrese allontana, poi il tentativo di tiro, c'è il gol del 2-1. E arriva il triplice fischio, si conclude sul risultato di 2-1 in favore del Santa Maria Cilento la partita di oggi. Questa è stata una gara combattutissima fino all'ultimo secondo, dove bisognava tenere duro, dove bisognava battagliare, dove bisognava fare una corsa in più e vincere un contrasto in più per il compagno e per i compagni, perché questo è un gruppo forte e sempre più unito. Sono 3 punti pesantissimi perché per l'appunto arrivano in Sicilia, dove non è mai semplice giocare contro una squadra ben organizzata, anche se nella prima parte di campionato ha fatto un po' di fatica con i risultati. Però ecco, noi ci siamo concentrati su noi stessi, ci siamo allenati alla grande tutta la settimana, la volevamo fortemente e l'abbiamo ottenuta. È stato veramente bellissimo perché abbiamo sofferto fino all'ultimo. Per me il rigore a loro non c'era proprio, regalato, però va bene così. Madali si è fatto troppo pronto e ha fatto un grande gol. Anche se siamo andati molto vicino al gol con Citro, ho preso la traversa io, però penso che la vittoria è meritata. Colpaccio della Gelbison che sbanca Paternò e vola al primo posto nel girone I del campionato di Serie D. Una Gelbison che dimostra di essere veramente probabilmente una delle squadre più interessanti e anche più in forma in questo momento in Serie D. Sì, sicuramente non è una sorpresa la vittoria del Gelbison a Paternò, un Paternò che ha fatto finora molto bene e continuerà a fare bene sicuramente. Gelbison sappiamo che è una delle squadre che è strutturate per vincere il campionato, come accennavamo prima, insieme alla Cavese, quindi onore a Paternò per la partita che ha condotto. Tra l'altro un Paternò che anche perdendo rimane sempre, secondo me, la sorpresa di questa stagione. Sì, sicuramente, fino al momento sì, ripeto, come dicevo prima, perdevo il Gelbison ci sta, anche tante altre squadre perderanno in casa con il Gelbison, non è solo il Paternò ha fatto quello che ha potuto e quindi, ripeto, non è da considerare un passo falso. Tra l'altro deve ancora recuperare una partita, quindi la classifica rimane sempre altissima. Sicuramente sì. Benissimo, guardiamoci gli highlights di questa sconfitta del Paternò contro la Gelbison. Uno scontro al vertice per quello che sta dicendo oggi la classifica del campionato di Serie D. L'arbitro dell'incontro è il signor Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, coadiuvato dai signori Lucio Magherini di Prato e Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia. Basualdo, pallone al centro e c'è la palla di Mascari e la parata salva il risultato su Mascari del portiere D'Agostino. Ecco Cangemi che può distendersi dal pallone a Camarà. Camarà la controlla in questo momento, va in velocità Camarà, ecco Camarà, pallone per Mascari, Mascari in aria, tiro, ancora Pinto, anzi scusate, è Oggiano entra, tira e primo calcio d'angolo perché c'è stata la deviazione del portiere rossazzurro Latella. Giuliano, pallone per Oggiano cerca Divic 1-2 ma Latella fa buona guardia, Giano tira e palla deviata in corner da Latella, pallone per Camarà controlla, ecco Camarà, pallone al centro di Camarà per Mascari si gira, tiro, palla per Oggiano e Guarnera, Oggiano va in dribbling, palla al centro,
e c'è il colpo di testa e il gol di Coris. Gol di Coris. È stato bravo Giano a saltare Guarnera, il gol di Coris. Gelbison che fino a questo momento non aveva meritato assolutamente, ma che la prima occasione ha colpito con l'ex Ionis Coris. Buon tempo in avanti nella zona di Foderaro. Foderaro per Conti, c'è Dama che entra in aria, tiro di Dama, deviazione con un braccio e l'arbitro non fischia. Basualdo al centro, palla rinviata, c'è Camarà però tira fuori, non è da lui. Palla lunga per il neoentrato, numero 26 D'Angelo al centro, esce la tella, c'è un fallo e c'è il gol 2-0, il fallo non si è sfiato dall'arbitro. Puglisi per Camarà al tiro di Camarà e palla che sibila vicino al palo. Finita dunque questa partita, Gelbison batte Paternò 2-0, il gol di Coris al 35esimo e al 70esimo di Gagliardi. Da Vicenza Nicito è tutto, ci sentiamo per la prossima partita. Si tornerà in campo domenica 7 novembre, guardiamo subito la schermata degli incontri che si disputeranno. Biancavilla Città di Sant'Agata, Castrovillari Città di Aciriale, FC Messina San Cataldese, Gelbison Real Aversa 1925, Giarre 1946 Cittanova, Licata Cavese, Santa Maria Cilento Rende Calcio, Portici 1906 FC Lamezia Terme, San Luca Paternò ed infine Troina FC Trapani. Beh, a questo punto c'è da aspettare un'altra domenica con risultati che possono ancora di più dare un quadro completo di questo campionato di Serie D, che lei ho visto segue anche con particolare interesse, perché l'ho visto preparatissimo. No, perché è preparatissimo, ma poi segue un po' il calcio di queste categorie, anche categorie superiori, inferiori. Mi piace sfogliare i giornali, andare a curiosare nei vari siti e vedere un pochettino come crescono. Un presidente aggiornato. Diciamo, e questo è importante. Faccio il possibile per essere, perché mi piace. Benissimo, ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo del campionato di eccellenza, parleremo principalmente del girone A, perché il girone B si è praticamente fermato questa domenica. Eccoci rientrati, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con l'ennesimo appuntamento di penalty del martedì sera dopo le 21 e poi con la replica anche il mercoledì dopo la mezzanotte. Parliamo di calcio dilettantistico, abbiamo parlato del campionato di Serie D, subito parliamo del campionato di eccellenza. Si è giocata l'8ª giornata del campionato, girone A, questi risultati: Cus Palermo Parmonval 3-3, Castellammare batte Acragas 3-2, Enna batte Casteltermini 4-0, Oratorio Sancire e San Giorgio batte Dolce Onorio Marsala 3-0, Monreale Unitas Sciacca 0-0, Don Carlo Misilmeri Mazzarese .2 1-1, Nisse FC batte Mazzara 1-0, Profavara Canicattì 0-0. In testa conferma per il duo Canicattì Mazzarese .2, al primo posto con 17 punti, con 16 Agragas 2018, Nisse FC e Castellammare, con 14 Oratorio Sancire e San Giorgio, 13 punti per Enna e Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca, Profavara e Mazzara 10 punti, 7 punti la Parmonval, 5 punti il Casteltermini, con 4 punti il Cus Palermo, con 3 il Monreale, con 2 punti il Dolce Onorio Marsala. In questa classifica da sottolineare una partita da recuperare per Enna e Monreale.
Si torna in campo chiaramente domenica prossima, domenica 7 novembre, questi gli incontri: Parmonval Don Carlo Misilmeri, Dolce Onorio Marsala Pro Favara, Enna Calcio Castellammare, Nis FC Monreale, Unitas Sciacca Casteltermini, Agragas 2018 Cus Palermo, Oratorio San Ciro e San Giorgio Mazzara ed infine Mazzarese.2 Canicattì. Poc'anzi si parlava di grandi centri, l'Akragas che rappresenta Agrigento sappiamo benissimo che è un mega centro, no? Anche per lui insomma addirittura l'eccellenza rischia di essere non stretta, strettissima, pertanto trovarsela in eccellenza anche in sofferenza un po' ci sorprende. Tra l'altro tornano a casa con una sconfitta contro il Castellammare un po' inaspettata. Sì, sicuramente Agrigento è una piazza molto importante, la storia lo dice. Ora per vederla in eccellenza chiaramente spiazza e spiace, però sappiamo le vicissitudini che ha avuto nel passato, come purtroppo tante altre realtà siciliane che avevano raggiunto la Serie C e poi si sono trovate a ricominciare. È la conferma che come al solito quando si raggiunge la Serie C, quindi la Lega Pro, cambia tutto, cambia tutto anche dal punto di vista organizzativo interno di una società, a prescindere dal budget economico che si deve gestire, se non si hanno soprattutto gli uomini. Sicuramente. Lei che è un presidente sa meglio di me, che è fondamentale avere dirigenti anche di qualità. Per arrivare a questi livelli, per starci, ci vogliono dirigenti che sappiano, che conoscono la serie C, in questo caso, visto che stiamo parlando della Serie C, con tutte le necessità, tutti i tranelli che può portare questo campionato. Tante realtà arrivano in Serie C con tanto entusiasmo e poi purtroppo si scontrano con la realtà dura della Serie C e non ce la fanno. Però l'Akragas rappresenta Agrigento, è ripartita dalla promozione se non vado errato, adesso in eccellenza, insomma stanno risalendo, hanno fatto questa sconfitta, c'è stata. Onore comunque anche al Castellammare, che è la sorpresa, non è una squadra a un punto dalla vetta, a questo punto da considerare una vera e propria sorpresa. Poi 3-2, se non sbaglio, sarà stata una partita combattuta, è un girone molto difficile, questa è la serie del girone A. Ci sono tante squadre ben equipaggiate, ben messe, con rose importanti. Le faccio la lista, guardi Presidente: Canicattì, Mazzarese.2, Agragas 2018, Nis FC, Castellammare, adesso c'è dentro anche l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, Enna Calcio, Don Carlo Misilmeri, io ci metterei anche Sciacca e Favara. Quindi, chi lo perde questo campionato? A questo punto non so, è un problema. Mi sembra su 16 ce ne siano 10. Infatti. Ma vedremo come andrà a finire. Tra l'altro domenica prossima cosa c'è? C'è lo scontro Mazzarese.2 Canicattì, che è un big match praticamente tra le prime in classifica. Sarà una gara molto importante per le due squadre, là si capirà anche chi magari ha qualcosina in più. Vedremo cosa succederà. Per adesso ci guardiamo gli highlights della vittoria del Castellammare 3-2 proprio contro l'Akragas 2018. Amici sportivi, benvenuti allo stadio di Castellammare del Golfo, ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A. Tra poco si affronteranno il Castellammare Calcio e l'Akragas. È tutto pronto dunque per il calcio d'inizio affidato alla squadra di casa allenata da Giuseppe Mione. Inizia adesso il match tra Castellammare e Akragas. Sesto minuto del primo tempo, Majorano, passaggio a rimorchio, Prestia, palla fuori di un niente, Akragas vicino al vantaggio, c'è stata una deviazione. Prestia per Majorano, Messina allontana, attenzione Maltese, non c'è fuorigioco, Maltese, cancella il tiro di Maltese, Tuniz, recupero straordinario di Giampaolo Tuniz. Angolo Akragas, 26esimo, palla sul primo palo, Prestia con la testa, super parata, Costantino, si va a destra da Majorano, è sempre l'Akragas a fare la partita, di Baio bene per Prestia, non riesce a imbucare per Baio, allora insiste l'Akragas, attenzione, Costantino, la conclusione, rete! Rosario Costantino, una fucilata, angolo per il Castellammare, 42esimo, 3 minuti alla fine del primo tempo.
Parte il tiro della bandierina, palla in aria e c'è il gol del Castellammare. Segna Pirrone, l'ex Acragas, appostato sul secondo palo. Ancora angolo. Ci riprova Costantino, palla sul secondo palo, di testa e poi gol! Gol! Alfonso Cipolla, il capitano di testa, trafigge Di Paola e riporta l'Acragas avanti. 2-1 per i biancoazzurri. Attenzione, va giù in area di rigore Ferrigno, calcio di rigore per l'Acragas. Non ha avuto esitazioni l'arbitro Caruso ad assegnare il rigore all'Acragas. Atterrato, spinto alle spalle il numero 3 dell'Acragas Ferrigno. L'arbitro ben appostato ha decretato il penalty per i biancoazzurri. Momento importantissimo della partita. È tutto pronto per il calcio di rigore in favore dell'Acragas. Siamo giunti al minuto 11 della ripresa. 2-1 per l'Acragas. Costantino contro Di Paola. Parte Rosario Costantino. La conclusione, palo di Costantino. Posizione battuta a sorpresa da Castellammare. Cross in aria. Attenzione, la palla filtra. La palla è ancora lì. E poi va giù. Calcio di rigore. Va giù il numero 7. Virgilio e l'arbitro Caruso decreta il rigore per il Castellammare. Il pareggio della formazione di casa con il rigore di Cardinale. Calcio d'angolo per il Castellammare. Virgilio, attenzione, e c'è il gol del Castellammare. Il gol del Castellammare in mischia il 3-2, la ribalta la squadra di Mione. Ed è 3-2 per la squadra di Giuseppe Mione. Rimessa con le mani per il Castellammare. Ultimi secondi di una partita pazzesca. Tuniz, pallone per Di Carlo, fischietta in bocca per Caruso, non c'è più tempo. Vince il Castellammare, una partita pazzesca, rocambolesca. L'Acragas avanti 2-1, fallisce il rigore del 3-1, il Castellammare la ribalta e vince 3-2. L'Enna con questa vittoria 4-0 a Casteltermini rientra in gioco, deve anche recuperare una partita, lo farà giorno 10, un'Enna che dopo un inizio un po' balbettante adesso pian pianino risale la classifica. Sicuramente sarà una squadra che lotterà fino alla fine per la promozione diretta. Io ho avuto il piacere di averla nel nostro girone per 2 anni e quindi sappiamo. Infatti ci è sembrato strano che l'Enna faccia parte del girone A in questa stagione. Probabilmente se fosse rimasta nel girone B avrebbe avuto secondo me più chance per una vittoria finale. Sì, per come si dice sulla carta il girone A, l'abbiamo detto anche prima, sembra quello meglio attrezzato, con società più di valore più importante, valore ripeto come rose, non come società vera e propria. Quindi magari nel girone B, ripeto, per come si dice, perché poi il calcio è tutto opinabile nel gioco del calcio, però avrebbe avuto magari qualche chance in più ma anche qui stiamo vedendo che anche qui non scherzano effettivamente, forse solo di meno. Vabbè, forse preferisce così, che sarà più dura la vittoria, qualora ci fosse sarà ancora più bella, più sofferta. È vero, è vero. Una grande realtà sicuramente è la Mazzarese punto 2 che addirittura pareggia 1-1 contro la Don Carlo Misilmeri. Don Carlo Misilmeri super attrezzata per vincere la stagione, non hanno badato veramente a spese, e invece la Mazzarese, che viene da una realtà bivalente, perché abbiamo anche il Mazzara Calcio, pian pianino, seppur ripescata, sta dimostrando che è organizzata, che ha un bel gruppo e che può dire la sua anche per la vittoria finale. Sì, sicuramente ha chiesto un ripescaggio ben ponderato, perché sta facendo bene, non è più una sorpresa, credo, perché ormai sono 7 giornate che sta facendo risultati. Sì. Magari uno si aspetta che sia il Mazzara la squadra principe della città, invece poi spunta una realtà
tra virgolette in minore e fa meglio. Come andrà a finire secondo lei questo big match tra Canicattì e Mazzarese domenica prossima, Presidente? Ci dia un pronostico. È un pronostico, vabbè, io penso ad ogni cosa, io credo che il Canicattì abbia un qualcosina in più. Quindi in questo momento, seppur giocando in casa, la Mazzarese potrebbe avere difficoltà contro la squadra di Bonfatto. Penso che il Canicattì faccia il risultato, possa anche pareggiare, non dico vincere, ma è strutturata e può fare questo risultato sul campo della Mazzarese. Termina 1-1 la partita tra Don Carlo Misilmeri e Mazzarese, valida per l'8ª giornata del girone A del campionato di eccellenza. Una sfida combattuta al Giovanni Aloisio di Pianostoppa sotto un forte acquazzone. Una partita che prende subito una piega favorevole per la Mazzarese, positiva nella prima metà, con Elton che arriva direttamente sul fondo. Va al cross per cercare Cortese, ma Zoom è bravo a respingere sul colpo di testa. Lo stesso Elton si rende protagonista per il gol dell'1-0 che arriva alla mezz'ora. Il numero 11 trova spazio tra le linee, calcia e buca Zoom per l'1-0 della Mazzarese. La Don Carlo riesce a rispondere prima con la conclusione di Mondino che viene bloccata senza difficoltà da Giordano, poi con Gerniglia che riesce a recuperare il pallone sull'uscita della Mazzarese e il numero 1 della formazione trapanese riesce a superarsi con questa respinta. Nel finale di primo tempo anche le proteste della Don Carlo per questo contatto tra Giardina e Stassi. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Il secondo tempo però inizia bene per la Don Carlo che pareggia i conti con Mondino. Lucera va al cross dalla sinistra verso il numero 11 che si porta il pallone sul mancino, lascia partire la conclusione, traversa, gol, è 1-1 per la Don Carlo. Ha anche l'occasione per ribaltare il risultato, ancora con Lucera che rientra su destro, tiro a giro, Giordano si supera con la respinta in calcio d'angolo. La Mazzarese si rende ancora pericolosa sull'asse Elton-Cortese, cross del numero 11 per il numero 9, il colpo di testa però termina sul fondo. Nel finale, l'ultima occasione per Gigi Mendola, il suo tiro però termina di poco a lato, alla destra di Giordano. È 1-1 a Pianostoppa con la Don Carlo che sabato prossimo sarà ospite della Parnoval per la 9ª giornata di campionato. Se dobbiamo considerare che davanti avevamo una delle squadre secondo me più attrezzate e più fisiche del girone, sta a testimoniare la posizione in classifica, anche l'intensità con cui hanno giocato loro e abbiamo giocato noi. È stata una partita divertente, intensa, ritmi altissimi. Troppo abbiamo preso gol in un momento in cui c'era grandissimo equilibrio, dove loro sono partiti bene il primo quarto d'ora e dopo poi noi siamo usciti nel secondo tempo. Siamo usciti bene, peccato aver preso gol nel primo tempo, ma per troppa voglia e generosità. Io ai ragazzi posso fare soltanto i complimenti perché è stata una partita molto intensa. Stiamo crescendo tantissimo. Stavi a evidenziare un attimino il discorso che eravamo sotto e questa volta l'abbiamo pareggiata. Ripeto, ma è andato a rispecchiare un attimino quella che è stata la partita. Ci siamo dati due bei pugni, loro nel primo tempo uno, noi nel secondo tempo. Io penso che poi nel secondo tempo ci abbiamo provato in maniera importante a poterla vincere, non ci siamo riusciti, però è una prestazione gagliarda, tosta, intensa, una partita veramente con ritmi molto alti, quindi siamo contenti per come abbiamo tenuto il campo. Sicuramente gli avversari che abbiamo incontrato sono squadre importanti, costruite per vincere, hanno un livello tecnico molto alto, anche a livello fisico. Sarei preoccupato del contrario, se partiamo forte e poi concediamo 60 minuti di campo. Invece la squadra è normale che ci sono gli avversari che ci mettono sotto. Oggi però, a differenza di Canicattì e di Favara, non abbiamo assolutamente subito mentalmente quello che poteva essere la loro pressione, ma ci siamo stati lì a duellare, abbiamo perso dei duelli, abbiamo sofferto, però siamo stati dentro la partita, quindi per me è stata una partita diversa da Canicattì, anche se contro il Canicattì la squadra a mio avviso ha fatto una buona gara, ripeto, io l'ho ripetuto a fine partita, lo ripeto adesso. Però ho detto ai ragazzi che quando si giocano queste partite affrontiamo squadre del nostro livello e tutto può succedere, l'importante è stare dentro la gara. Poi ripeto, la squadra poi nel secondo tempo, io non dico che esce fuori, cresce perché comunque anche gli avversari secondo me calano e noi invece cresciamo, quindi questo è un dato che secondo me è a favore nostro. Però, ripeto, oggi il primo tempo ci sta che la squadra prima in classifica viene qua e parte forte.
Naturalmente fa rabbia perché abbiamo preso gol in un eccesso di foga, volevamo sbloccarla perché c'eravamo un attimino, penso che dopo un quarto d'ora poi la squadra si era rimesso di nuovo in gareggiata, aveva trovato gli equilibri giusti, però la prestazione dei miei ragazzi è stata una prestazione importante dove ho detto che ci sono dei punti di partenza, dobbiamo continuare a crescere, ho visto una squadra in grandissima crescita, ripeto, questa è stata una partita di grandissima intensità dove la gente sicuramente si è divertita perché sono state due squadre che hanno duellato e alla fine è finita 1-1, però siamo stati dentro la partita e questa è la cosa più importante. Un risultato a sorpresa l'ha fatto sicuramente la Nis FC che vince proprio a Mazara, vince una partita importante che la proietta a questo punto ancora di più nella zona alta di questa classifica. Sì, la Nis ha fatto questo risultato, un risultato importante, una vittoria fuori casa, a Mazara non è semplice, però la Nis è una di quelle squadre che deve vincere fuori casa per continuare. Anche perché deve recuperare qualche punto perso per strada. Mi pare abbia perso una partita in casa. Sì, un po'... addirittura 7 giorni fa ha perso proprio contro l'Oratorio San Cile e San Giorgio. Infatti, quindi non può permettersi di perdere altri punti. Poi una squadra che vuole vincere il campionato, quantomeno stare lì in alto, le partite fuori casa deve andare a vincere per forza. Ci guardiamo gli highlights, la vittoria della Nissa 1-0 contro il Mazara. Si gioca al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, la sfida tra il Mazara e la Nissa, formazione padrone di casa reduce dalla sconfitta per 4-1 sul campo dell'Unidas Sciacca, è stata vittoria invece per la compagine di mister Bognanni nell'ultima settimana 2-1 sulla Dolce Onorio Marsala. Partiamo col film del primo tempo, si prova subito il Marsala al 13esimo, Salvatore scarica a sinistra per Zerillo, il tentativo di tiro cross viene smanacciato da Kebba in calcio d'angolo. 4 minuti più tardi, prima occasione anche per la Nissa, Seccan bravo a crederci sul palleggio sbagliato del Mazara, si lancia verso la porta avversaria di Pizzolato, il suo diagonale però finisce largo. 2 minuti più tardi cross di El Amraoui dalla sinistra, il pallone viene toccato da 2 giocatori, poi protesta il Mazara per questo intervento in area di rigore. Per il direttore di gara si può proseguire, scorriamo allora fino al 25esimo, punizione di El Amraoui che supera anche il portiere Kebba, incredibilmente non riesce a approfittarne Guaiana che probabilmente non vede nemmeno il pallone arrivare. Al 32esimo ancora un'occasione per il Mazara, ancora una volta l'arbitro lascia proseguire per questo intervento di Kebba sul calciatore giallo-blu. Allora al 44esimo il lancio di Diop va a pescare Reducci sulla tre quarti, riesce a spostarsela sul mancino, Mattia Reducci fa partire una conclusione imparabile e il gol dello 0-1, il gol che dice Nissa in vantaggio al Nino Vaccara, gran gol di Reducci che sblocca dunque il risultato in favore della formazione di mister Bognanni. Proprio allo scadere del primo tempo si va a riposo sullo 0-1 per la Nissa sul campo della Mazara, il gol quello di Reducci bellissimo e pesantissimo fin qui. Nissa che conduce a inizio secondo tempo quando al 55esimo la formazione di mister Bognanni genera la prima chance della seconda frazione, lancio di Ilario per Seccan, tentativo col destro solo esterno della rete per l'attaccante bianco scutato. 58esimo esce Santa Maria per Vidrano, all'ora di gioco ancora Mazara pericoloso, calcio di punizione respinto da Kebba sul pallone in neo entrato, Rosella rimette il pallone in area, il colpo di testa di Lombardo facile preda del portiere della Nissa. 77esimo esce Priola per Taormina, all'80esimo Rosella lavora un bel pallone sull'out destro, scarica sul secondo palo dopo la deviazione El Amraoui ci prova a botta sicura, incredibilmente non riesce a trovare il gol del possibile 1-1, esce Reducci ed entra Mazzoni al 95esimo, scampoli anche per Galletti al posto di Seccan, al triplice fischio e festa Nissa al Nino Vaccara di Mazara, decide Mattia Reducci, una vittoria importante che consente alla formazione di mister Bognanni di agganciare il terzo posto a -1 dalla coppia di testa Canicati Mazzarese. E chiudiamo con la partita tra Pro Favara e Canicattì, questo quadro riguardante il girone A del campionato di eccellenza. Una partita che in un certo senso fa comodo ad entrambe, no? Il Canicattì non doveva perdere per continuare ad essere altissimo in classifica e il Pro Favara probabilmente non doveva perdere per non perdere troppi punti con la zona altissima della classifica. Sì, giusta considerazione, è proprio così.
oggi. Poi Favara e Canicattì, uno pensa a due piazze, anche parlavamo di piazze importanti, sì, infatti. Anche quelle sono in eccellenza e magari meritano, sono state in serie. E Canicattì, se avesse il suo campo, porterebbe almeno 4.000 persone allo stadio. Sì, se avesse il proprio stadio, Canicattì avrebbe sicuramente 4.000 paganti. So che è una grande tifoseria, il pareggio fuori casa l'ha fatto restare là in alto, e Pro Favara ha fatto il suo punto che fa bene anche alla sua classifica, quindi confermo che anche secondo me ha lasciato contente entrambe le squadre questo risultato. Ci guardiamo il servizio, pareggio appunto tra Pro Favara e Canicattì 0-0. Stadio Bruccoleri di Favara, ottava curva, il campione di eccellenza siciliana per il girone A. Il Canicattì di mister Bonfatto rende visita al Pro Favara, reduce alla sconfitta esterna per 3-1 contro il Marineo. Racinari invece che hanno ottenuto una vittoria di misura nell'ultimo turno 1-0 a firma di Benny Iraci. Film di questo derby che si apre all'8° minuto di gioco con Iraci che recupera palla, serve in profondità, Matera il destro sorvola la trasversale e la porta di Sondin. La risposta favarese arriva al quarto d'ora con il duetto tra Bambà e Passaue, con quest'ultimo che entra in area di rigore. Il diagonale però non inquadra lo specchio della porta difesa da Guddo. Alla mezz'ora il corner di Privitera innesca Pettinato che prova a girarsi non inquadrando il bersaglio grosso. Prima frazione di gioco e termina con un cambio dentro Peppe Iezzi al posto di Gradito. Segue solo il dubile fischio del direttore di gara e squadra che guadagna gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Un primo tempo avaro di emozioni al quale seguirà un secondo tempo altrettanto noioso. Prova a rompere il ghiaccio il Canicattì con il corner del solito Privitera che centra la testa di Caternicchia, non c'entra però lo specchio della porta. Dentro Gueye, il logo di Matera. Poco dopo l'ora di gioco al 72esimo Iraci sfonda sulla destra, mette dentro per Iezzi, Gueye da due passi, il tap-in ma in posizione di fuorigioco, annullata la rete del vantaggio canicattinese. Al 75esimo Benivegna serve Aureliano, il mancino fa solo il solletico a Guddo. 87esimo prova allora a illuminare Iraci che serve Morana tra le linee, rompe in area di rigore, il diagonale si spegne però a fondo campo. Ultima emozione al 90esimo, il cross messo dentro per Contino, prova a coordinarsi al volo. Ultima emozione di questo derby, Favara e Canicattì si dividono la posta 0-0. Canicattì che mantiene la vetta della classifica in coabitazione con la Mazzarese, a un punto di distanza la Nissa. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Primo tempo diciamo che le squadre si sono un po' studiate, eravamo un po' contratti sinceramente, anche perché c'erano gli avversari che ti possono anche mettere in difficoltà, non abbiamo rischiato niente, e poi invece al secondo tempo abbiamo avuto un altro ritmo, quindi siamo stati bravi a costruire, ci siamo costruiti le occasioni, non siamo stati a sfruttarle, ecco. Insieme a 6-7 squadre siamo forti, siamo una corazzata insieme a altre squadre, perché ripeto è un campionato difficile. Metto queste 6-7 squadre che possono veramente fino alla fine lottare per vincere questo campionato. Il Favara è veramente una squadra giovane, però ha giovani interessanti, giovani che corrono, però noi non abbiamo rischiato niente, anzi se una squadra, dobbiamo essere sinceri, doveva forse portare via i 3 punti era il Canicattì. Un futuro sicuramente di lavoro, in crescita, dove questa classifica in questo momento latita, piange a mio avviso per il valore espresso in campo, quindi dobbiamo cercare di migliorarci e di alzare l'asticella di partita in partita. Oggi abbiamo dimostrato contro una grande squadra, contro una corazzata, di tenere bene il campo, di fare delle giocate importanti e di essere una squadra anche pericolosa. In attesa dello scontro di domenica prossima tra Mazzarese.2 e Canicattì, concludiamo questo girone A del campionato di eccellenza, voltiamo pagina e parliamo, anche se non si è giocato, del girone B.
Questo girone B si è praticamente fermato, soprattutto perché questa parte della nostra bella Sicilia è stata martoriata dal brutto tempo, quindi è stato giusto che secondo me la federazione abbia bloccato praticamente tutta l'intera giornata. Sì, sicuramente ci sono cose più importanti del calcio e intanto da parte mia, della mia società, la vicinanza a chi ha subito danni, a chi purtroppo anche ha avuto parenti vittime di questa catastrofe, di questa tormenta che si è abbattuta sulla Sicilia orientale. Quindi più che giusto sospendere per una giornata il campionato, ci sarà tempo di recuperarla con un infrasettimanale, però se si va guardata la salute degli atleti che non si sono allenati per una settimana e soprattutto hanno evitato i trasferimenti perché da provincia a provincia. Il tempo purtroppo non è migliorato e quindi è giusto così, è giusto che sia stato sospeso. Presidente, stiamo guardando la classifica e possiamo come al solito intuire che questo Ragusa in testa con 19 punti, non dico che fa paura, però è da prendere con molta attenzione, perché se allunga troppo poi è difficile da recuperare per le avversarie. Sì, il Ragusa sta andando bene, sta facendo un ottimo campionato e dall'anno scorso a ora ci sono stati dei grandi miglioramenti, la società si è meglio strutturata, quindi la rosa è ampia e di giocatori validi, e infatti la classifica lo dice. L'Igea deve recuperare una partita, quindi potrebbe essere lì a fianco del Ragusa a 19 punti. E poi c'è questa Ionica, attenzione, perché nessuno parla con continuità di questa Ionica. La Ionica è una squadra molto importante, noi l'abbiamo battuta in casa 2-0, abbiamo fatto una grande partita, loro sono una squadra ostica, una squadra difficile, una squadra dura che gioca anche bene a calcio. Non so se abbia perso altre partite dopo quella che ha giocato. No, ha perso solamente quella con voi. Infatti noi l'abbiamo subito pensato che questa squadra farà più che bene. Forse bisogna aspettare però qualche scontro diretto, non so se è d'accordo. Sì, probabilmente sì, però questa Ionica, ripeto, ha un'ottima struttura, farà bene sicuramente, non è una di quelle squadre che molla, ha carattere. Non molla neanche il Città di Taormina, anche questa è una bella realtà in crescita. Città di Taormina è un altro ripescaggio chiesto con molta accuratezza e una società che quindi sa quello che deve fare, perché è lì nelle prime posizioni, un'ottima, forse mi ripeto perché lo dico anche per altre società, però una rosa importante e la classifica lo dice, e è stata costruita anche questa per andare nelle prime posizioni e lo sta dimostrando. Parliamo di questo Carlentini? Da dove iniziamo, Presidente? Iniziamo dal campo, perché io sapevo che questo campo doveva essere rimesso a nuovo e invece cosa è successo? Mi hanno soltanto sistemato gli spogliatoi. È successo, abbiamo dei bellissimi spogliatoi. Il campo rimane in terra battuta? Il campo rimane in terra battuta. No, i lavori interessavano solo la parte dell'edificio degli spogliatoi, la recinzione, un'uscita di sicurezza. Attenzione, fondamentali, Sì, adesso abbiamo degli spogliatoi veramente degni di un campo sportivo. Di uno stadio, e poi la recinzione, poi un'uscita di sicurezza, però purtroppo non... Ma si parlava appunto anche del campo in erba sintetica. Purtroppo questo primo passaggio non lo comprende, ora ci si augura che con una legge dello Stato si riesca ad avere dei finanziamenti per averlo a breve. Quanto vi serve questo campo? Sì, ci serve molto, al di là della partita che andiamo a disputare domenicalmente, ci serve per poter meglio organizzare la società, il settore giovanile, perché una cosa è i ragazzi che vengono ad allenarsi in terra battuta, una cosa che possano allenarsi su un sintetico, quindi anche il settore giovanile, anche se è ampio e copriamo tutte le categorie proprio dall'inizio, dai primi calci sino all'under, abbiamo fatto questo. E sono poche le società in eccellenza che fanno questo percorso, e quindi complimenti, Presidente. Sì, io sento tante società parlare di giovani. D'altra parte in Serie D non c'è nessuna squadra siciliana che partecipa al campionato juniores nazionale, quindi è una grandissima brutta storia questa. No, io sento tante società che parlano di giovani, io devo dire che questo è il mio quinto anno a Carlentini e già ho vinto un campionato anche se provinciale allievi, e abbiamo, quando prima del Covid del 2020 eravamo prima in classifica con il provinciale juniores, quindi posso dire che veramente noi giovani, anche con tutte le difficoltà che abbiamo dal punto di vista economico, dal punto di vista della struttura, noi li seguiamo veramente. Ripeto, siete riusciti ad accalappiare anche un po' di ragazzi lentinesi?
Sì, oppure c'è questa tradizione ripeto, che vi porta a essere sempre comunque dei nemici amici? No, abbiamo diversi ragazzi di Lentini, anche perché, come dicevamo prima, poco fa in un'altra occasione, le due città ormai sono unite, quindi magari qualcuno è più vicino al nostro campo che andare lì al Nobile di Lentini o altri campi che hanno. Sì, siccome magari qualcuno dei Carlentini fa con le squadre di Lentini, c'è questo mix, però è importante che i ragazzi facciano sport. Ritornando a parlare del Carlentini, abbiamo detto in apertura di programma che comunque l'obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, però è anche vero che siete lì. Presidente, sì, infatti. Dicembre si avvicina, non voglio essere nei panni di Natale Serafino, ma qualche piccola richiesta, magari di qualche piccolo aggiustamento sarà stata proposta. Sì, per carità, no, con il mister c'è grande sintonia, sa le possibilità della società, sa come è strutturata la società, si è medesimato e si è benissimo nella nostra vita quotidiana di società, di calcio, che sopravvive grazie a tanti sacrifici. Siamo là, abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato, la rosa giocatori di qualità, giocatori che faticano, che sudano, che hanno voglia di fare bene per la maglia, e ci siamo trovati in questa situazione. Purtroppo è una rosa ristretta perché, come dicevamo prima, la società è una società di un piccolo centro, quello che può fare lo fa. Però chiaramente quando ci sono 2 o 3 infortunati inizia a essere un po' di sofferenza, un po' difficile mantenere lo stesso livello di qualità senza nulla togliere a chi li sostituisce, perché veramente danno l'anima e si comportano benissimo, tanto è vero che nonostante le varie assenze siamo sempre là in alto. Vedremo cosa succederà a partire da domenica prossima, quando appunto questo girone B del campionato di eccellenza ritornerà in campo. Anzi, a tal proposito guardiamo già la schermata degli incontri che si disputeranno. Città di Taormina Carlentini, AC Sant'Antonio Città di Siracusa, AC Catena Nebros, Atletico Catania Virtus Ispica 2020, Leonzio 1909 Ionica FC, Ragusa Calcio Egea 1946, Real Siracusa Belvedere Santa Croce ed infine SC Palazzolo contro Città di Viagrande. Beh, a questo punto, nell'augurarci un po' tutti che insomma anche domenica prossima si possa finalmente ritornare in campo, io congedo anche la presenza del presidente Gaetano Vinci del Carlentini qui a Penalty. È stato un piacere, era la prima volta che veniva qui a Penalty. Sì, io la prima volta vi ringrazio per l'invito, ho accettato un grande piacere per essere qua a scambiare e abbiamo scoperto che è anche un grande intenditore di Serie D e questa è una cosa che le fa onore, a parte che conosce benissimo l'eccellenza. Auguro a tutte le società che possano continuare in armonia, in tranquillità questo campionato e portarlo a compimento veramente con i valori sportivi che devono essere alla base di tutto. Valori che vedo che a Carlentini sono diventati importantissimi, quasi basilari. Sì, no, sicuramente la cosa principale del risultato è creare un gruppo, dare dei valori anche ai tifosi, alla città. Insomma, lo sport è questo, la vittoria della sconfitta. Io le chiamerei sinergie vincenti. Sì, esatto, poi se c'è armonia, se ci sono valori si può anche vincere con più facilità. Per chiudere il discorso riguardante il campionato di eccellenza, arriva puntuale il punto di Giampaolo Montineri. È uscito il sole dalla Sicilia sud-orientale, è la settimana dei Santi e quindi, caro Ettore, la faccio da esterno, questa rubrica quotidiana, settimanale, che va in onda Penalty su Gold TV, una Sicilia spaccata in due calcisticamente, perché è vera questa cosa. Il girone di eccellenza ha giocato e soprattutto proprio si vedono le grandi differenze del fatto che basta poco e le squadre di eccellenza del girone B trovano l'accordo per rinviare una partita, basta veramente poco. Nel girone A di eccellenza c'è un altro tipo di proprio peso specifico gestionale. Saranno stati fortunati, quella Sicilia non è stata un po' messa a disagio dal clima, però vanno in campo e giocano. Per la cronaca,
le categorie inferiori non hanno giocato, sono entrate in questo 15 giorni di riposo e alcune partite di trofeo si sono giocate sia in promozione che in prima categoria, però ripeto, l'eccellenza del girone B quasi ci prova sempre a trovare l'escamotage, il disagio, ma non tutte le società. C'è chi oggi è da un mese che non gioca, vedi Ragusa, vedi Ligea, e iniziano a tener conto delle tasche, perché un mese senza giocare non è come è stata la pandemia, blocchi tutto, grazie, arrivederci. Qualcosa devi tenere in impegno. Cosa succederà? L'altro aspetto è siamo entrati nella settimana dei Santi e mercoledì 3 novembre è l'ultimo giorno. Il 4 novembre sarà un famoso day after, non c'è calciomercato per semplicemente un mese. E per un mese gli allenatori potranno fare un lavoro diverso. Ecco, novembre è il mese della verità. Novembre è il mese di chi ha il miglior organico, di chi è più equilibrato, di chi è più razionale, di chi va in sofferenza ma non può far nulla. Novembre è questo. Girone A di eccellenza dove ci sono quasi 10 squadre, 8 sicure in spazio di 4 punti, ed è un girone bello, intenso, guerriero e guerrigliero in ogni domenica, quindi in questo momento l'oscillazione delle posizioni di vertice sono ben chiare. Anzi non sono ben chiare ma sono ben fluide, si trasformano, scorrono. E prendo una citazione del mio amico Maurizio Capraro, che è da sempre è dei colori agrigentini dell'Acrigas: un pallone con nudo, perché realmente è così. Cioè, da noi da questo lato si diceva una volta un pallone baddaruso, perché ci sono tutte quelle dinamiche che tu comunque poi o accetti a fine partita o ti incarogni, ma non cambia niente, che possa essere giusto o sbagliato, una vittoria, una sconfitta, un episodio dell'arbitro, quello che accade. Caro Maurizio Capraro, un pallone con noi, ma noi lo amiamo per questo, perché ogni qualvolta non ci rende giustizia e onore, diamo l'atto di disonore. Lo attacchiamo dicendo un pallone è con noi. Novembre è anche il mese in cui si giocheranno tutti i mercoledì. Tra Coppa e recuperi, soprattutto nel girone B eccellenza, c'è un turno da recuperare. E dicembre lo sarà anche secondo me, quindi si giocherà a novembre, per Motte, per Santo Stefano, per Natale, per Vigilia Natale, per Santa Lucia, per Immacolata, per tutte quelle feste, e forse anche faremo qualcosa prima della notte di Capodanno. Dobbiamo giocare, e allora si deve giocare. Poi se il clima ancora una volta ci fa fare delle giornate un po' particolari, ci fa raccontare altro, allora staremo a vedere cosa accadrà, perché a differenza di un anno e mezzo fa di format non gioco, però tutto è ritornato nella norma. Tarriminare i canti. Saluto dal Monti. Grazie Giampaolo, con lui ci rivedremo chiaramente la prossima settimana con un nuovo appuntamento legato al suo punto del campionato di eccellenza sia Girone A che Girone B. Tra poco, dopo lo spazio brevissimo pubblicitario, rientreremo in studio, parleremo del campionato di promozione, anche se si è giocata soltanto la Coppa Italia, e poi soprattutto avremo per la prima volta qui a Penalty un presidente importantissimo dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri. A tra poco. Sono molto contento di ospitare in studio un presidente degli arbitri, il presidente AIA di Catania, il dottor Tony Taranto, a cui insomma faccio un ringraziamento personale, perché invitare gli arbitri, sappiamo benissimo, è sempre molto difficile. È cambiato qualcosa? Allora, c'è un nuovo vento in federazione?
Allora, la nuova governance eletta il 14 di febbraio col presidente Alfredo Tentelance chiaramente ha iniziato un percorso di condivisione a livello mediatico e a livello giornalistico, nel senso che gli arbitri pian piano con i dovuti punti, perché bisogna chiarire determinati punti, andrà a parlare perché gli arbitri non sono una setta chiusa, ma sono delle persone che fanno parte di questo gioco importante, che il calcio sappiamo che è uno dei giochi più importanti non solo in Italia ma a livello europeo. Quindi il presidente Tentelance ha sposato questo progetto di condivisione, di apertura e condivisione anche con l'incontro con i dirigenti delle società. E questa è un'apertura straordinaria, inaspettata quasi. Anche perché negli anni passati chiaramente le società si lamentavano che gli arbitri non avevano un colloquio con loro. Fino all'anno scorso il nostro ora ex arbitro Rocchi andava dalle società per spiegare il regolamento. Invece da quest'anno Rocchi ora è il responsabile della CAN, ma sempre quel discorso è stato fatto per incontrare le società, perché le società devono capire gli aspetti del regolamento che a volte non è chiaro su certe sfumature. Ho tante domande da farle, Presidente Taranto, anche perché sono ansioso di conoscere alcune sue risposte. Partiamo subito da un punto fondamentale, il reclutamento, perché abbiamo saputo, lei ce l'ha confermato anche fuori diretta, che c'è stato un tasso a scendere di partecipazione da parte anche dei giovani al ruolo dell'arbitro. Allora, purtroppo, uso questo termine, negli ultimi anni ci sono state molte dismissioni dalle sezioni. Considerate che le sezioni sono la base, le scuole elementari per l'arbitraggio, perché tutti gli arbitri, anche oggi gli arbitri internazionali, sono partiti dalla base. Beh, è chiaro, è giusto che sia anche questa. Chiaramente fanno un percorso, le sezioni facciamo tanti sforzi, però come diceva lei il reclutamento negli ultimi anni ci è venuto difficile, perché con dei motivi particolari, quali poi un argomento magari che sicuramente andrò ad accennare, la violenza sugli arbitri e praticamente un po' la passione, questa perché l'arbitraggio è una passione, è venuta un po' meno. Quindi avendo materialmente delle perdite, chiaramente abbiamo anche noi delle difficoltà nell'effettuare le designazioni. Allora i nostri progetti sono quelli, perché ogni anno le sezioni di tutta Italia indicano un corso che l'AI lo indice a livello nazionale, il nostro già è partito da 2 settimane e anzi colgo l'occasione, ringrazio lei di questo invito. Assolutamente, ne approfitti, Penalty è disponibile. Grazie della sua disponibilità, ma è un motivo di invitare, se ci ascoltano, dei giovani. Fra l'altro da quest'anno la nuova governance dell'AIA ha cambiato le norme di funzionamento, mentre prima l'arbitro era da 15 anni a 35 anni, quest'anno hanno aperto la forbice, cioè si può fare da 14 a 40 anni. Tra l'altro ho saputo che soprattutto gli arbitri 14enni possono anche arbitrare nel loro stesso campionato, non nello stesso girone ma nello stesso campionato, per esempio giovanissimi oppure allievi. Questa è stata un'altra iniziativa sempre dell'AIA, in sintonia sempre, perché consideriamo che tutte le decisioni o i cambiamenti delle nostre norme dell'AIA vengono sempre accettate dalla Federazione Italiana Gioco. Questo progetto proposto dall'AIA del doppio tesseramento, materialmente cosa consiste? Che un ragazzo tra i 14 e i 17 anni, questa è la fascia di età, può fare calciatore e arbitro. Cosa significa? Il ragazzino fa il corso arbitri, viene promosso, conquista la qualifica di arbitro effettivo, lui può giocare ed arbitrare. L'unica preclusione è che non verrà designato nel girone dove c'è la sua squadra che lui è tesserato. È giusto, è giusto. Questo è anche giusto per evitare qualsiasi problema, anche che un ragazzino non possiamo mettere in dubbio che venga ad entrare in determinati sistemi, però anche per una questione di correttezza dei campionati. Già abbiamo dei risultati al nord, proprio la settimana scorsa alcune sezioni hanno fatto gli esami con calciatori ed è un'iniziativa che pare che abbia il suo successo. Beh, soprattutto perché i ragazzini hanno probabilmente un nuovo istinto, una nuova passione che può nascere proprio perché l'AIA gli dà questa opportunità. Anche perché proprio si è parlato nei 2 giorni che noi presidenti siamo stati riuniti a Coverciano che le società dovrebbero
essere diciamo loro stessi invogliati di proporre almeno un calciatore, perché quel calciatore potrebbe essere un esempio, poi nello spogliatoio con i compagni o durante gli allenamenti potrebbe già far capire cosa significa avere un fischietto in bocca e prendere una decisione, e nello stesso tempo stempera un po' anche giocare. Lo spogliatoio. Quindi questa è stata un'iniziativa per incentivare, e chiaramente già in altri paesi dell'Europa c'è questa iniziativa del calciatore arbitro, già c'era, l'Italia si è avviata a Catania, perché sono curioso, a Catania già c'è, sì, ci sono due chiaramente che praticamente ha già avuto successo anche qui nella nostra realtà catanese. Materialmente abbiamo visto che chiaramente la novità è la novità, però piano piano ci stiamo proponendo alle emittenti come la vostra, che ci darà possibilità di pubblicizzare, diciamo pubblicità tra virgolette, e vediamo questa iniziativa sicuramente sarà un motivo di fare reclutamento. Poi mi permetta di dire, ma brevemente apro e chiudo la parentesi, quella della violenza. Chiaramente il gioco del calcio è un gioco che ha coinvolto intere generazioni, però sappiamo che la violenza sicuramente non è un bene per questo sport, perché per tutti gli sport, chiaramente per il calcio che ha una visibilità maggiore, sicuramente non è, perché il calciatore, il dirigente, l'allenatore che colpisce l'arbitro con uno schiaffo, un calcio, quello che sia, sicuramente non è un fatto educativo per i giovani calciatori. Quindi siccome le società, parliamo del settore in particolare giovanile, devono essere un esempio di insegnare ai calciatori come si gioca al calcio, ma anche di dare delle linee di rispetto del compagno, dell'avversario e dell'arbitro. Quindi questa violenza ci auguriamo che nei prossimi anni, con dei, diciamo, in questo momento dei percorsi anche di unione tra la FIGC e l'AIA, perché anche le Leghe Nazionali Dilettanti stanno facendo tanto, il nostro presidente regionale Sandro Morgana, che fra l'altro è un arbitro benemerito, anche lui sta lavorando con le società per far capire. Purtroppo negli anni la Sicilia e la Calabria sono state le regioni più colpite, e chiaramente anche questo, su quel discorso che lei mi chiedeva delle perdite degli associati, anche questo ci ha diciamo penalizzato. Beh, bisogna essere ottimisti, anche perché adesso con l'entrata dei ragazzini probabilmente potrebbe esserci una nuova linfa. Allora adesso le faccio un'altra domanda e poi dopo parlerò anche del campionato di promozione, o meglio parleremo soprattutto della Coppa Italia che si è giocata domenica, perché voglio parlare di pandemia, perché noi abbiamo parlato sempre dei giocatori, delle società, ma gli arbitri durante la pandemia, cioè come hanno vissuto questa esperienza che è stata traumatica per quella fetta di partecipanti al gioco del calcio, ma è stata secondo me quasi del tutto trascurata da parte degli arbitri? Questa è una domanda che veramente mi fa piacere che lei me la pone, perché gli arbitri, consideri che parliamo a livello provinciale, sono da 1 anno e mezzo che non arbitrano, e per noi è stato un grave danno, perché i ragazzi con i campionati che sono ripartiti adesso stanno riprendendo un'attività che viene formata domenica dopo domenica, dopo 1 anno e mezzo. Chiaramente l'impatto non è stato facile, noi abbiamo una serie di organizzazioni, i raduni provinciali, facciamo formazione, però in quest'anno e mezzo materialmente il ragazzo, l'arbitro, non è andato sul terreno di gioco, ma noi non ci siamo fermati, perché la tecnologia sotto questo aspetto ci ha aiutato. Come ci ha aiutato? Le nostre riunioni andavano fatte con una piattaforma che l'ha acquistato dei diritti, quindi le riunioni andavano fatte in piattaforma, i quiz tecnici andavano fatti in piattaforma, quindi gli arbitri sono stati continuamente sottoposti. Però mancava il campo. Materialmente quello che manca è il campo, perché diciamo che io dico ai ragazzi che la cosa importante di questa attività è il terreno di gioco, perché un giorno finita l'attività sul terreno di gioco si diventa dirigenti, ma il bello è il terreno di gioco. Quindi in quest'anno e mezzo purtroppo anche a noi ci è mancata, e quindi ora siamo ripartiti e siamo contenti di questa ripresa, e speriamo che questa pandemia ci possa, non dico lasciare, ma ci dia respiro e continuare questa splendida attività. E come ho detto poc'anzi, parliamo adesso di Coppa Italia, campionato di promozione. Guardiamo la schermata dei risultati. Sant'Angiolese batte Stefanese 2-0, Leonfortese batte Don Bosco 2000 3-0, Sinagla Calcio Gioiosa 0-0, Fulgatore Alba Alcamo
1-1, Casteldaccia batte Gangi 2-1, Città di Avola, Città di Canicattini 1-1, Milazzo batte Atletico Messina 3-0, Modica batte Frigentini 2-1, Resuttana San Lorenzo batte Partini Caudace 1-0, Castelluccese batte Rocca Acquedolcese 3-2, Raffadali batte Nuova Città di Gela 3-0. Non si sono disputate le partite tra Atletico 1994 Megara, FC Motta Real Aci, Gescal Città di Calatabbiano, Sporting Eubea Gimnica Scordia e Città di Comiso Mazzarone. Saranno recuperate tra il 6 e il 7 novembre. Perché noi in questa trasmissione, Presidente, parliamo anche di calcio giocato in questo senso. Vedo che seguite abbastanza il calcio dilettantistico. È una nostra prerogativa. È una nostra prerogativa. Prima di andare a vedere la vittoria del Milazzo contro l'Atletico Messina, voglio rifarle un'altra domanda riguardante la vostra associazione. Le varie iniziative sono legate principalmente anche al reclutamento, ma anche all'approfondimento chiaramente delle regole. Certo. Su questa piattaforma è possibile accedere solo ed unicamente se si è chiaramente associati. Certo. Se un ragazzo vuole far parte della vostra associazione, cosa deve fare? Deve chiamarvi? Avete un sito? Avete un infoline? Allora, praticamente il corso viene indetto da quest'anno proprio per pubblicizzare l'AIA a livello nazionale nei siti e nei social, che ormai sono i mezzi di comunicazione. Ha messo degli indirizzi dove si può scrivere, mettere nome, cognome, documento e numero di cellulare, verrà ricontattato in base alla zona dove ricade sul territorio e verrà contattato dalla nostra segreteria. Quindi invitato a venire in sezione, se è minorenne deve esserci l'autorizzazione del genitore, si fa una semplice domanda di ammissione, il corso dura circa 2 mesi e mezzo, verranno sottoposte a una prova pratica sono dei test atletici e una prova teorica in sezione con una commissione sempre interna. Potenzialmente potrebbero già allenare in questa stagione allora? Infatti noi i corsi di solito si fanno a ottobre in modo che la nostra stagione sportiva vada dal 1 di luglio al 30 di giugno dell'anno dopo, quindi il corso concludendosi entro il mese di dicembre, i ragazzi dopo la sosta di Natale già partono con i primi campionati giovanili che sono gli Under 15 e quindi cominciano le loro esperienze. Quindi è semplice partecipare eventualmente con una semplice domanda online e poi vengono contatti. Si fanno nei nostri locali, non ci sono costi per i ragazzi. A conclusione del corso il ragazzo gli verrà fornita la divisa dello sponsor che l'AIA praticamente da anni ha degli sponsor, prima aveva Diatore o c'ha l'Egea, soltanto deve comprarsi le scarpette, ma poi gli forniamo tutto noi. E ha un rimborso spese, perché anche chilometrico, un piccolo rimborso spese che serve anche un motivo di stimolo per i ragazzi. Poi viene rilasciata annualmente la tessera che dà accesso agli stadi in Italia, tutte le competizioni sotto la FIGC, quindi questi sono praticamente da quando si viene nominato arbitro effettivo. Parliamo chiaramente in questo caso del comitato di Catania, ma è chiaro che questo è un percorso a livello anche regionale, quindi anche gli altri comitati siciliani si stanno adoperando per questo ennesimo reclutamento. Sì. Questo è un percorso che fanno nel mese di ottobre, infatti l'AIA a livello nazionale indice questo corso perché tutte le sezioni sul territorio nazionale, che le sezioni in Italia sono 207, tutti facciamo lo stesso percorso, perché praticamente non inizia, addirittura qualche sezione, quale la nostra, addirittura per incrementare e aumentare l'organico, che la nostra sezione di Catania conta circa 260 associati, ne facciamo 2 corsi, questo iniziato ad ottobre e poi nel mese di aprile ne facciamo un secondo, in modo da aumentare il nostro organico e avere sempre risorse in modo da anche lavorare un ricambio per arrivare. Perfetto, come ho annunciato poc'anzi, adesso ci guardiamo la partita di Coppa Italia del campionato di promozione, la vittoria del Milazzo 3-0 contro l'Atletico Messina. Nonostante il robusto turnover imposto da mister Nastasi, i mamertini la sbloccano dopo 9 minuti quando Misiti pesca sulla destra Parisi che aggancia e col destro batte la Fauci spianando i suoi, la strada verso la vittoria. Il Milazzo spinge sull'acceleratore al 12° Piccolo non arriva per centimetri alla deviazione sotto porta, mentre al 21° è Leo a sciupare da pochi passi calciando sul portiere. L'estremo messinese si supera invece 5 minuti dopo, disinnescando in tuffo il tiro di Parisi. L'Atletico Messina prova a
venire fuori dal guscio dopo la mezz'ora. Prima Bonanno sciupa da pochi passi calciando sulla traversa e poi Gulletta di testa chiama Bonasera alla parata, ma al 41esimo il Milazzo raddoppia con Missiti, lesto a ribadire rete la respinta di Lafauci sulla sua prima conclusione e facendo così Milazzo 2, Atletico Messina 0. Nella ripresa, dopo un tentativo ospite con De Tommasi che manda sul fondo il cross di Galletta, il Milazzo torna a fare la partita e al 52esimo solo il palo nega trovato la gioia del Tris. Al minuto 64 Atletico Messina pericoloso in una situazione di mischia in aria che la difesa rossoblu riesce a sventare con gli ospiti che reclamano anche un calcio di rigore. Poi però i padroni di casa mettono la parola fine sul match quando al minuto 75 Capitan Matinella lancia Piccolo che presentatosi solo davanti alla Fauci non sbaglia il pallone del 3-0 per i suoi. Nonostante il pesante passivo al 78esimo la formazione dello Stretto ha la chance per accorciare le distanze ma quasi sulla linea di porta salva tutto Leo. Nella finale l'Atletico Messina rimane anche in 10 uomini per l'espulsione di Bonsignore che si becca il rosso diretto da Polizzotto per il fallo su Trimboli. Finisce dunque 3-0 per il Milazzo, il ritorno sabato 6 novembre al Despar Stadium di Messina. Il campionato di promozione ritorna in campo domenica 14 novembre, mentre invece domenica prossima ci saranno le partite di ritorno proprio del turno di Coppa Italia. Si è giocato però un incontro di recupero nel girone C del campionato di promozione. Guardiamo la schermata, la sconfitta in casa del Belpasso 2-1 ad opera dell'Armerina. La classifica a questo punto è aggiornata, vediamo in testa l'FC Motta con 19 punti, il Real Aci con 17, la Leonfortese con 16, 15 punti per l'Atletico 1994, 11 punti per il Belpasso, 10 per l'Atletico Nissa, 9 punti per il San Gregorio, 8 per il Città di Calatabiano, 7 punti per Don Bosco 2000 e Armerina, 6 punti Gimnica Scordia, 4 punti per Lavinaio e Mister Bianco Calcio, chiude la classifica il Ciclope Bronte con 2 punti. Da questa stagione parliamo anche di calcio femminile, per esempio Presidente, col calcio femminile come vanno le cose? Il calcio femminile innanzitutto è un'attività negli ultimi anni, sia il calcio a 11 che il calcio a 5 ha avuto una grande evoluzione. Esploit impressionante dopo il mondiale. Tanto, nel mondiale ha creato un'audience importante e chiaramente anche nella nostra attività fin dalle sezioni a livello internazionale l'AIA ha tantissimi associati che hanno dei ruoli importanti. Di conseguenza l'AIA ci punta sulle donne anche sotto l'aspetto tecnico ma anche a livello dirigenziale. Quindi sul discorso del calcio femminile una volta erano solo gli arbitri, invece oggi gli arbitri donne diciamo che si relazionano in maniera molto positiva perché le donne riescono ad imporsi a volte meglio degli uomini, perché a livello di personalità un ragazzino magari a volte si fa coinvolgere mentre un arbitro donna a volte si fa rispettare meglio di un uomo. Quindi questo è un successo per il sesso femminile, infatti non c'è più nessuna distinzione. Fra l'altro nel nostro corso proprio che abbiamo iniziato ci sono molte ragazze, ci sono circa 8-10 ragazze addirittura, che chiaramente sono praticamente con bastante entusiasmo di questa attività e quindi chiaramente anche su loro ci puntiamo perché per le sezioni sono anche loro una risorsa. Anche perché finalmente in Sicilia ci sono 2 gironi del campionato di eccellenza femminile, anzi a tal proposito state già vedendo i risultati del girone A dove partecipano soltanto 5 squadre per adesso, l'Academy Sant'Agata 2018, la femminile Marsala, il Monreale Calcio, la Junior Sport Lab di Messina e anche la Vigor Montelepre. Nel girone B invece abbiamo il Camaro 1969, Santa Lucia Siracusa, lo Scicli, Don Bosco 2000 Idone e anche il Gloria San Cataldo. Certo, bisogna iniziare, se non si parte anche con poche squadre non c'è mai un inizio di un percorso che, come abbiamo detto poc'anzi, è in notevole crescita. In notevole crescita. E fra l'altro il presidente Morgana, che come tutti sanno è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, fino all'anno scorso, prima di essere eletto al comitato era regionale, il femminile, era il responsabile nazionale del calcio femminile. Nell'ultimo incontro che ero partecipe con le riunioni delle società ha detto chiaramente che negli ultimi 5 anni il calcio femminile ha avuto una crescita esponenziale. Quindi significa che la federazione ci crede, quindi ci crede a livello calcistico ma anche
anche nel nostro settore, come dicevo prima, ci crediamo perché col tempo riescono ad avere ottimi risultati. E questa sicuramente è una buona base di partenza, no, Presidente? Sotto questo punto di vista finalmente il femminile fa parte anche di questo mondo dorato del calcio. Certo, parliamo di dilettanti, però anche in questa maniera l'inizio fa ben sperare. Sicuramente, ma infatti c'è un campionato, parliamo nazionale, di Serie A di calcio seguitissimo femminile, anche dai network televisivi. Anche per gli arbitri arrivare a quei livelli e dirigere gare di femminile di Serie A è anche un successo, perché sono gare che hanno la loro importanza, tutte le società hanno gli obiettivi di vincere il campionato, quindi anche questo aspetto femminile dalla base fino a livello nazionale è importante. Presidente, ritorniamo a parlare ancora dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, e vorrei approfondire il discorso riguardante le convenzioni, che credo che sia un altro ennesimo percorso di avvicinamento verso i praticanti del calcio. Allora, negli anni passati questo discorso delle convenzioni, più che convenzioni, sono delle forme di sponsor che le società negli anni si sono avvicinati all'Associazione Italiana Arbitri. Se vedete, negli ultimi anni le nostre divise sono sponsorizzate da grossi, di cui prima era Ingbank, ora è Net Insurance, quindi sono delle società che credono, perché la visibilità investono. Chiaramente uno sponsor in una divisa dell'arbitro fa anche la sua risonanza. Quindi il fatto delle convenzioni, infatti noi gli associati, nel nostro interno, nel nostro portale, abbiamo anche delle convenzioni con gli autogrill, perché chiaramente è un mondo che in questo momento raccoglie 30.000 associati, che ogni domenica si spostano, perché chiaramente in Italia da una punta all'altra, perché tranne a livello provinciale, ma gli arbitri, il catanese va in Lombardia, va in Piemonte, quindi si sposta, e questo significa che quello sponsor sulla maglietta, l'Egea, che è lo sponsor della nostra, diciamo, abbigliamento sportivo, divise tute, mentre abbiamo Net Insurance che ci supporta a livello economico, dando dei contributi economici che l'AIA praticamente gestisce, perché questi soldi che l'Associazione Italiana Arbitri vengono investiti in che cosa? Nella formazione, nei raduni, nella formazione, nella crescita dei giovani arbitri. C'è una figura che volevo accennare, Catania, fra cui ha uno di questi ragazzi, si chiamano Talent, e sono tutti ragazzi che materialmente l'AIA ci lavora, li fa crescere, perché potenzialmente li vede arbitri del futuro. Hanno qualità che avete già intuito nella fase di preparazione. Tecniche atletiche, a livello culturale, fanno studiare una lingua, l'inglese, perché ormai a livello internazionale gli arbitri devono parlare la lingua. Quindi questi soldi introitati come sotto forma di sponsor vengono poi investiti dall'AIA sempre per la formazione, la crescita e la preparazione atletica, perché ormai un arbitro è a tutti gli effetti un atleta. Cosa lo dice che è un atleta? Mentre l'arbitro qualche anno fa, parliamo di circa 15 anni fa, faceva il certificato di buona salute, adesso ci saranno delle prove più impegnative, e il certificato ora è per attività agonistica, perché l'arbitro è stato paragonato ad un atleta, quindi fa delle prove sottoposto a degli sforzi. Bene, Presidente, siamo nella parte conclusiva. Qual è a questo punto il percorso per il 2022 pronto, che voi volete insomma inserire come punto fondamentale della stagione prossima? Allora, il punto fondamentale, sempre parlo da Presidente, ma chiaramente di una dirigenza, perché il Presidente considera che conduce la sezione con un gruppo e il Consiglio Direttivo. L'ambizione... E poi tutti gli arbitri. E tutti gli arbitri. Quindi l'ambizione nostra e gli nostri obiettivi per i dirigenti quali sono? Che al termine della stagione, al 1° di luglio, perché i nostri quadri vengono definiti il 1° luglio, di portare arbitri a livello provinciale, a livello regionale e a livello nazionale nelle varie categorie, in Serie D, alla C. Questi sono i nostri obiettivi. Quest'anno Catania, diciamo che stiamo lavorando, ci sono circa 7-8 ragazzi tra arbitri e assistenti che si stanno mettendo in mostra. Quindi buone possibilità di proseguo importante in carriera. Incrociamo le dita per i ragazzi che raggiungono questi obiettivi, perché per una sezione come Catania, che è la seconda sezione in Sicilia, perché la prima è Palermo, chiaramente raggiungere degli obiettivi a livello nazionale sono delle soddisfazioni. Noi dirigenti, ma anche i ragazzi che fanno dei sacrifici. Chiaro. Bene, allora che dire, Presidente, buon lavoro, perché sarà un altro
anno impegnativo, soprattutto perché poi bisogna lavorare in maniera decisa con quelli che per la prima volta vestono questa giacchetta nera, no? Soprattutto. E poi questa idea dei giovani credo che sia probabilmente la svolta, la chiave di volta di tutto. Principale, perché l'arbitro, diciamo, il corso, come dicevo poco fa quando lei mi ha chiesto, è da 14 a 40 anni, però sappiamo benissimo che più è avanti l'età, più le difficoltà sono di raggiungere obiettivi, quindi sul ragazzo, sul 14enne si investe di più chiaramente, perché ha dei margini di poter raggiungere degli obiettivi. Grazie Presidente Taranto, allora io l'aspetto, le dico subito che Penalty ha sempre sposato la linea pro arbitri. Noi abbiamo sempre condannato tutti gli atti che insomma hanno denigrato la figura che secondo me è fondamentale per il gioco del calcio. Io la ringrazio del suo invito e di avermi coinvolto, sicuramente possa essere un segnale importante per tutto il mondo del calcio, e di parlare domenica solamente di vittorie e di rigori, ma non di altri argomenti. Grazie a lei dell'invito. Grazie al Presidente Tony Taranto, Presidente dell'AIA di Catania. E adesso, dato che siamo in conclusione, come ho anticipato anche nella copertina introduttiva, un omaggio a Diego Armando Maradona, giorno 30, purtroppo ha festeggiato il suo compleanno da postumo. Si è studiata la luce, all'improvviso è tutto scuro, prima un attimo si è fermato il cuore. No, non si fa così. L'unico vero sole è sta città, che sta città che è disgraziata, che tutte vanno martoriate. C'era dall'anima sto popolo, c'era tu senza roccampà. Si stata sindaca, governatore e re, ci divisa a spada tratta. C'era d'orgoglio e dignità, e una bandiera dove poter chiagnere e cantare. Si state scognizze di quartiere, o più grande masagnella. Ci portate mano in mano, annanzi a gente di tutto il mondo. Poi c'era chi lo rispetta, che non c'erano per dispietta. Napoli, che significa per te a questo punto? Mia casa sicuramente. Diego Armando Maradona, o più grande lo pallone, ma o più grosso ancora di più, tutto ne in tuo cuore, fatta a forma di un pallone. Quando vecchia fatta a diventare guaglione. È come se fosse scomparso un parente, uno di famiglia. Mo ci hanno rubato l'anima. E l'amore dei partenopei e del mondo del calcio per il Pibe d'Oro è impossibile da spiegare. O cielo azzurro è tutto scuro. Una ventata fredda ci ha gelato il cuore. Rindasti lacrime che scendono, brillano lucente solamente i tricolore. Chi ne tante che la gioia, chi ne tutta l'emozione. Ciao Diego, sei stata per noi l'essenza in una parola, amore. Ciao napoletani, sono qui con voi, sono molto felice di essere con voi in questo momento. Io so sinceramente che l'amicizia e tutto quello che abbiamo fatto in Napoli lo sappiamo i napoletani e io. Sappiamo tutti noi che abbiamo fatto tutto contro tutti e questo non si può cancellare, questo non si cancella. Per quello tutto quello che dicano di me sui napoletani non darle retta, perché io con voi sarò sempre lo stesso Diego il napoletano. Un bacio per tutta Napoli. Questa è la maglietta di Diego.
Comunque abbiamo fatto a cambio dei mondiali del 90 a Napoli. Cambio. È stato piacevole scambiarla, ma ovviamente non era un momento particolarmente felice. Insomma. Avevamo appena perso la semifinale del mondiale ai calci ai rigori. Serena. Praticamente per noi voleva dire perdere ovviamente la possibilità di disputare la finale. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Ricordo si scende, bandiere che cantano, finestre che chiacchierano, e tutto attorno sapete, non si sente a distanza, tutto il mondo è una stanza che ne perché. Campione, tu sei un po' che tutti quanti, che si sta aiutando in campo punto, era da luce a chi non campa, a chi nessuno vede più. Tu che si chiamava lui, scendeva e ti metteva scarpe, ti disegnavo campi a porta, tu solo contro tutto quanto. Campione, e che stasera non ce la faccio, e tutto quello che hai scritto, e potrà l'ultimo abbraccio, ti giuro non ti scordo più. Maradona, Burruchaga si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina. Maradona superando splendidamente un avversario, due avversari, alla palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi. Il ricordo di Diego Armando Maradona, giorno 30 ha festeggiato il suo compleanno, purtroppo è un grande che ci manca a noi che viviamo di calcio da sempre. Penalty ha voluto dedicare questo video a quello che sicuramente è stato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. La puntata di Penalty si conclude qui, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, come al solito il martedì alle 21, sempre su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Appuntamento a tra 7 giorni.